Ringrazio tutti i presenti, un po' da tutte le province. Come sapete, come qualcuno sa, questo progetto è qualche tempo che lo stiamo progettando, quindi sono molto orgogliosa, molto felice che abbia inizio anche qui a Treviso, in una provincia molto bella, molto ricca anche di artigianato. Allora, per prima cosa, per me è doveroso ringraziare tutti i colleghi e i funzionari che hanno contribuito a questo. Sappiate che è stato veramente, abbiamo messo in moto una macchina imponente, anche perché mettere insieme tutte le province del Veneto è stato anche impegnativo anche a livello logistico e di pensiero. Quindi voglio ringraziare assolutamente il mio funzionario Marco Sandonà, poi il funzionario regionale Mauro Zoccaratto e in questo luogo che ci ospita Eddie, che però è fuori porta Saviane, che è il nostro Deus ex machina che comunica tutto. Quindi è doveroso per prima cosa ringraziare loro. Ringrazio il nostro angelo custode che coordinerà tutto e tutti, quindi grazie e auguri, perché comunque coordinare tutti noi è stato difficile. E tutti i colleghi, i presidenti delle categorie della comunicazione che hanno partecipato a tutti gli incontri, non sono stati pochi gli incontri che abbiamo fatto, quindi vi ringrazio anche per il tempo che avete investito nel progetto. Come tutti sapete, questo non è un unico appuntamento, ma è un progetto che durerà fino all'autunno, l'inverno quasi. Avrà 4 appuntamenti sempre sul tema della comunicazione digitale e comunque di tutti quegli argomenti che guardano al futuro della comunicazione. Toccheremo 4 province del Veneto, siamo qui a Treviso oggi, il 6 di luglio a Vicenza con il tema sulla digital economy, il 19 ottobre sull'universo 3D saremo a Padova e il 16 di novembre con il tema content creator all'epoca degli NFT arriveremo a Verona. Allora io volevo ringraziare, ed è presente qui, Fabrizio Peresson, che è presidente nazionale degli ICT, quindi grazie per la sua presenza, molto felice, e passerei il microfono a Domenico Baldasso, che invece è presidente qui di casa. Eccolo là, perfetto. Grazie. Grazie mille. No, semplicemente, benvenuti a tutti, siamo insomma molto felici di accogliere il primo incontro di questo percorso che è stato pensato, molto completo, tocca degli ambiti secondo me che sono in importante evoluzione. È importantissimo per noi sapere anche un po' quali sono le tendenze, i trend per muoversi in un mercato insomma che sta vedendo molte evoluzioni, molti cambiamenti, e quindi insomma anche per mantenere un certo tipo di identità e anche un certo tipo di valore sul mercato, perché poi alla fine questo è fondamentale come azienda. E niente, basta, io insomma lascio la parola e grazie mille a tutti quanti. È complicata la cosa, primo perché appunto è tanti mesi che ci siamo messi l'impegno a dire ok, vogliamo parlare di questo futuro, vogliamo parlarlo all'interno di una realtà che unisce tante realtà, ed è questa già una cosa complicata, nel senso che quando si parla nello specifico, spesso anche all'interno della Confartigianato abbiamo fatto magari le cose per i fotografi, per qualcuno nel dettaglio, il discorso è che invece ci sono delle tematiche che riguardano tutte le aziende e tutti gli esseri umani, che è ancora più complicato, nel senso che le evoluzioni che ci sono state, che si stanno sviluppando in questo periodo, riguardano... Posso passare questo microfono? Tanto non serve. No, perché c'erano loro poverini che vedevano una palla nera che non andava passare. E quindi è un po' questo, siamo degli esseri umani che stanno cambiando, forse per cercare di capire cosa vuol dire essere umani, e ci troviamo di fronte a delle evoluzioni che tendenzialmente spaventano, ma non perché è un'innovazione. Io mi occupo da 2000 anni di cose innovative e c'è sempre un pochino quell'elemento di disagio, di disattenzione. Credo che siamo in un momento storico in cui c'è qualcosa di più, c'è che ci stiamo domandando chi siamo noi, che cosa sono le altre cose che stanno attorno a noi. Quindi questi appuntamenti, vado veloce perché sono già stati riassunti, quindi quello di oggi, quello del 6 luglio, quello del 19 ottobre, quello del 16 novembre, sono in realtà, per quello che abbiamo pensato tutti insieme, non 4 appuntamenti, un appuntamento solo.
E la cosa che è un po' preoccupante nel mondo del digitale è che le cose sembrano correre e poi andare via. Cioè, c'è questa idea che, ma qualcuno sente ancora parlare del metaverso? E sembra che sia morto. Qualcuno sente parlare degli NFT, le criptovalute, no. Noi dobbiamo capire che ci sono dei periodi di hype, specialmente di speculazioni, perché c'è un motivo. Non è che 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa quasi, Mark Zuckerberg si è divertito a parlare del metaverso perché ci credeva davvero. Aveva bisogno di parlare di quella cosa in quel momento, era prematuro, ma al tempo stesso sta succedendo qualcosa di grande. Il problema è che le cose succedono quando sono fuori dai riflettori e si uniscono insieme. Quindi non è che c'è il metaverso, gli NFT, l'intelligenza artificiale, c'è qualcosa che sta insieme e credo che l'esigenza è proprio la volontà di fare questi incontri e quindi anche un invito, perché io so che siete tantini oggi e magari per gli NFT no, vabbè, ma ormai no, dovete venire. Perché questa cosa fa capire che se non capite tutti i tasselli, se non li mettete insieme a modo vostro, rischiate che poi non avete capito cos'è l'infrastruttura. Stiamo guardando le case, non stiamo pensando alle fondamenta. In questo momento dobbiamo crearle queste fondamenta e tutte le aziende che vogliono lavorare, che poi siano aziende singole di una persona singola, un'azienda molto grande, hanno le stessi tipi di sfide e quindi in realtà questo è davvero un invito per farlo. Per darvi un'idea dove mi sono permesso di fare una cosa sconcia, perché mi sono arrivata a questa comunicazione che è molto bella, l'hanno fatta loro. E allora volevo iniziare dicendo, e se facessimo uno step in più? E allora magari possiamo cominciare a pensare che usando degli strumenti di intelligenza artificiale magari si possono aggiungere delle cose. E allora magari da un segno grafico si può pensare un'idea. Questo è un giochino. Però è un giochino che magari in mano a delle persone che hanno voglia di raccontare qualcosa. Un logo, se voi pensate, un logo è diventato un segno prima per distinguere un'azienda rispetto all'altra, poi è diventato un punto di riferimento per dare una serie di valori, poi si è integrato all'interno del mondo digitale, quindi un'immagine ferma all'interno di uno schermo ha dei problemi, nel senso che viene percepita molto meno, e allora il logo ha cominciato a suonare prima, poi a muoversi. Ecco, queste cose magari possono creare degli stimoli, magari ci sono delle forme di evoluzione della nostra comunicazione che potrebbero aiutarci. E allora mi sono divertito a farlo anche con questo, che è quello specifico di questa puntata, e allora siamo andati un po' sul concetto artistico. Sono stupidaggini, però a volte serve capire che ci sono degli ingredienti nuovi e questi ingredienti nuovi poi ognuno li può utilizzare come vuole. Scusate se ho abusato dei vostri. Proviamo a fare un percorso. Prima è un percorso di visione dal macro, poi cerco di arrivare al micro. Chi mi conosce, chi ha seguito, chi mi vuole bene, sa che io quando faccio questi incontri mi preoccupo sempre perché ho paura di non avere niente da dire. E allora comincio a fare le slide. In questo momento ne ho 248 e ho paura che magari in un quarto d'ora le finisca. Non sarà così, però dopo c'è la parte pratica, quindi come dire, devo cercare di... Però mi piace pensare che bisogna dare dal macro al micro. E allora cominciamo a pensare a questi esseri umani che sono vittima, come diceva questo signore che è un esperto di futuro, siamo vittime della caduta dell'immaginario sulla terra del reale. Che cosa vuol dire? È che sembra che ormai diamo per scontato che tutto sia possibile, che tutto sia scontato, che quello che noi vediamo, che sia vero, che sia falso, quasi non interessa più. C'è qualcosa nella nostra percezione che sta cambiando e sta cambiando tutti i giorni. Quando abbiamo vissuto il periodo del Covid e abbiamo cominciato a vedere le persone attraverso uno schermo, poi si è creato il problema che era più interessante trovare un filtro di Snapchat per cercare di essere più carini mentre eravamo in call e meno quando uscivamo ad andare a comprare il pane. Quindi ci sono delle cose divertenti come logica, cioè la nostra percezione della nostra rappresentazione attraverso uno schermo sembra diventare sempre più importante rispetto a noi esseri umani. E più si dà per scontato che tutto è possibile, più è difficile inventare qualcosa, nel senso che o andiamo avanti in questa sfida o rischiamo di fare delle cose banali, e questo per chi si occupa di comunicazione a tutti i livelli è un problema. Per di più siamo assenti, nel senso che tendenzialmente anche quando siamo in presenza
Siamo lontani, siamo collegati a un telefono, stiamo rispondendo a un WhatsApp, stiamo facendo qualcosa. E questo è già un primo punto per cominciare a capire quando le persone dicono va bene, ma smettiamo di stare davanti ai computer, vediamoci, e poi passiamo la giornata che siamo sui nostri telefoni. Quindi perché dico queste cose? Perché noi dobbiamo cominciare a pensare che cosa sono gli esseri umani, che cosa sono gli incontri, perché sennò rischiamo che ci parliamo addosso e poi in realtà siamo più macchine delle macchine. Quindi ogni giorno siamo quasi obbligati a sentirci dire che dobbiamo far capire che siamo degli esseri umani. Questa cosa con l'intelligenza artificiale ce lo fa capire, lo vedremo, il rischio di non capire quello che è vero, quello che non è vero, chi siamo, che cosa non siamo. E allora fa un po' sorridere perché questo nell'immaginario dei film della fantascienza si è ben visto, no? C'è Blade Runner che era famoso per cercare di scovare quelli che sembravano degli esseri umani e non lo erano, e ovviamente quelli che non sono esseri umani sono più cattivi di quelli che sono umani, sebbene nella nostra vita abbiamo sempre saputo che le cose più pericolose nella nostra vita sono gli altri esseri umani. Cioè, raramente ho visto una macchina che uccide un uomo, ho visto tanti uomini che uccidono altri uomini, quindi non lo so quanto poi sia così. E ci ha creato poi una serie di visioni di interfacce, il mondo parla con i computer attraverso questi strumenti, eccetera, e tutto questo è futuro. Poi in realtà tutti i giorni, ma tutti i giorni, anche più volte al giorno, noi ci troviamo davanti a uno schermo a dimostrare di essere degli umani. Ci troviamo davanti a degli schermi e dobbiamo dire dimostrami che sei un umano. Tra l'altro non so se lo sapete, queste cose odiose, perché lo so che sono odiose, però lo sapete una cosa, ogni tanto vi è capitato di fare queste cose e non vi mostrano nessuna immagine? Eppure ti chiedono di dimostrare di essere un essere umano e non ti chiedono niente. Non so se vi è mai capitato. Ma in ogni caso sappiate che in realtà il fatto che vi chiedono di indicare i semafori non gli interessa per sapere se siamo esseri umani, loro lo capiscono a prescindere. Sapete da che cosa? Da come muoviamo il mouse. Quindi in realtà la macchina capisce che se usiamo il mouse in un certo modo siamo degli esseri umani, altrimenti no. Allora perché ci sono le immagini? Perché li servono a fare training delle immagini. Quindi a volte è divertente questa cosa. Quindi noi siamo in un mondo di cyberspazio, di cyberpunk, dove ci sono dei personaggi e dei libri e delle storie che hanno comunque raccontato tutto questo. Il problema è che pensiamo che quello sia il futuro. E come dice William Gibson, che forse è il più grande scrittore di cose del futuro, il futuro è già arrivato e ha dei problemi ad essere distribuito. C'è qualcuno che lo viva tutti i giorni e delle persone che invece nemmeno sanno che se ne accorgono. E a volte questa cosa, se voi vi occupate di comunicazione, è probabile che vi sarà capitato, io discuto sempre ogni tanto con dei clienti che mi dicono ah no, facciamo questa cosa, no, facciamo un PDF, stampiamolo, perché sai, la gente ancora non ha un telefono? La gente ancora ha bisogno di stampare qualcosa? C'è una percezione che questa cosa sia ancora vera? E poi magari c'è una categoria di persone che non hanno una stampante, non guarderebbero, vedono le cose solo attraverso uno schermo piccolo. Quindi a volte vediamo il futuro e ognuno di noi pensa che il futuro e il presente siano diversi rispetto a quello che oggettivamente è, non perché voglio dire che tutto è futuro e tutto è passato, attenzione, ma semplicemente che ci sono dei gradi di percezione diversi. Questa cosa che poi nello specifico, nel nostro argomento di oggi, è cominciare a dire, ok, ma se noi siamo preoccupati o quantomeno stimolati di quello che è l'intelligenza artificiale, che cos'è l'intelligenza umana? Perché l'intelligenza umana noi l'abbiamo data per scontata, come noi gli esseri umani pensiamo, siamo intelligenti, e già sapere non significa essere intelligenti. Ci sono delle persone che sanno un sacco di cose e sono degli idioti mostruosi, o viceversa. Quindi in realtà già questa cosa ci deve far capire chi siamo, cosa vuol dire essere intelligenti. E io racconto sempre questa cosa, non so se anche a voi capita, ci sono delle cose che vi ha detto qualcuno quando eravamo piccoli che sono rimaste proprio nella testa. A me una cosa che è capitata era una maestra, credo neanche una professoressa, una maestra, io ero piccolissimo, che ha detto, ma pensate davvero di essere più intelligenti di un pulcino? E tu dici, sì, sì. Dice, però, in realtà, vi siete mai accorti che il pulcino nasce e dopo un paio di minuti comincia a camminare? E diamine, ha imparato a camminare il pulcino.
Quanto tempo ci mette l'essere umano a imparare? Io non lo so, non sono esperto, non ho avuto figli, quando capitava a me ero troppo piccolo, però mi sono interrogato, non l'avevo chiesto a ChatGPT. Ci mette tipo 10-18 mesi, e qualcuno mi può confermare che più o meno si mette un annetto a imparare a camminare, giusto? È così? A spanne. Io probabilmente ci ho messo 22 mesi, però niente. Quindi il pulcino è più intelligente. Allora, dobbiamo capire che no, non è così. Perché il pulcino poi il giorno dopo continua a camminare, dopo 3 giorni cammina, e dopo 2 mesi cammina, e poi non fa niente. Cioè, becca, poi diventerà qualcosa che farà qualcosa, ma non fa niente. L'essere umano ci mette un sacco di anni a capire cosa deve fare, a parlare, poi magari finisce su Marte, il pulcino no. Quindi il concetto è, prima di tutto, è un conforto. Qualcuno di voi abbiamo fatto qualche chiacchierata prima di partire. Magari si sente, no, ma sai, io non ho ancora visto niente. Non è che quello che arriva prima ha vinto. È quello che ha capito, è quello che magari ha bisogno di più tempo per riuscire ad assorbire le cose. Quindi assolutamente non preoccupiamoci. E specialmente perché ci sono diversi tipi di intelligenze. Noi abbiamo dato per scontato che fosse l'intelligenza esistesse, ma in realtà ce ne sono diverse. L'intelligenza può essere del tipo: ci sono dei computer che sono assolutamente capaci di prendere il maggiore scacchista del mondo e vincere. Ci hanno provato le prime volte e hanno perso le macchine, poi ci hanno riprovato e hanno perso le macchine. Il problema è che le macchine hanno più pazienza degli esseri umani, quindi il concetto è che comunque a un certo punto le macchine hanno cominciato a vincere e nessuna macchina, cioè nessun essere umano riesce a vincere su una macchina oggi. Però io, che sono un giocatore di scacchi pessimo, e che quindi anche il Tamagotchi riuscirebbe a vincere una partita a scacchi con me, però dopo io mi alzo e decido che vado fuori e dico gatto, canarino, e la macchina super potente non è capace, perché sa giocare solo a scacchi. Quindi il concetto è: l'intelligenza esiste verticale ed esiste orizzontale. Verticale, ve lo devo garantire, abbiamo già perso. Cioè, sull'intelligenza verticale, la capacità di analizzare le cose in modo verticale, abbiamo già perso, ma da anni. Quella orizzontale probabilmente vinceremo sempre, perché anche questo ci sta dicendo: ok, ma se ChatGPT 3 poi è passato al 4, guarda che cosa incredibile ha fatto, tra 6 mesi, un anno, a quel punto, tra 2 anni di sicuro ci sostituirà tutti. No, non è così. Cioè, le macchine imparano un sacco di cose, ma il problema è che l'essere umano impara miliardi di cose di 1 miliardo di materie, e questa cosa è, ve lo diranno delle persone che si occupano di scienze, di neuroscienze, eccetera. Ci sono quelli che sono convinti che ce la faremo a far avere delle macchine intelligenti quanto l'essere umano, quando 200 anni, per capirci, e quelli che dicono mai. Non lo so qual è la giusto. E anche se quelli che dicono 200 anni hanno sbagliato e sono 50 anni, vi assicuro che sono 100 anni che si dice che questa cosa è tempo 10 anni succederà. Quindi in realtà non dobbiamo preoccuparci dell'orizzontale, semmai di capire che il verticale non fa per noi. Noi non siamo persone, esseri umani che pensano a una sola cosa. Però se cerchiamo di capire come funziona l'intelligenza, possiamo fare dei confronti. C'è un gran lavoro, un grande investimento sull'intelligenza artificiale legata alle automobili, alla guida autonoma. Ok, la guida autonoma ha delle cose facili. Prendiamo meno andare a Padova quando c'è la bomba d'acqua, eccetera. Quelli sono dettagli. Però in linea di massima, se prendiamo un'autostrada, per una macchina capire che devi andare dritto, che devi uscire all'uscita del 49esimo chilometro e 27 metri, eccetera, è facile, lo fa. Il problema è quando ci sono delle criticità. Quindi le criticità, tra l'altro, dichiarano che, per quanto Elon Musk dica ok, tra 3 mesi ormai le macchine andranno, però lo diceva 3 mesi prima, poi 6 mesi prima, cioè nessuno va a chiedergli il conto delle bugie che dice o delle falsità che dice sui tempi, però fa niente. Però il vero problema non è tecnologico, ci troviamo in una città e c'è davanti a noi un signore anziano che sta attraversando la strada e che di solito fanno questo effetto qui, no? Che sono un po' spaventati, quindi stanno fermi e non si muovono, e poi quando sei davvero molto vicino partono, perché è così, no? E succede, voglio dire, e noi sorridiamo e poi faremo la stessa cosa tra
10 anni, 20 anni, 50 anni, cioè siamo così. Il problema è, lo mettiamo sotto il povero? No. Però anche una macchina ci arriva a questa cosa qui. Quindi la macchina si ferma, vede Vecchietto prima e dice, io lo conosco, quello è Antonio, cioè farà così. Quindi lo sa, lo prevede ed è a posto. Il problema è che nel frattempo arriva Bimbo. Il bimbo ha un effetto diverso, il bimbo non pensa, il bimbo vede palla, una delle cose che mi hanno insegnato quando imparavo a guidare, ho imparato a guidare malissimo, quindi ho lasciato perdere, però il concetto è, se tu vedi attraversare una palla, fermati perché poi arriva un bambino, cioè è sicuro, no? Arriva il bambino. Il problema è che arriva il bambino e arriva il vecchietto. Uno dei due lo dobbiamo mettere sotto. Che cosa scegliamo? Il problema è che se siamo degli esseri umani, sarà capitato una situazione del genere. Noi abbiamo 3 possibilità. Uno è ammazza il vecchietto perché dai, secondo me era già un po' acciaccato. La soluzione 2 è ma se il bambino attraversa la strada è meglio che finisce subito perché sennò pensa ai danni che potrebbe fare. La terza strada è no, poverini, mi ammazzo io. Ma la scelta che ci sarà è una scelta umana, è una scelta che può comportare degli effetti e anche delle responsabilità, che poi sia non voluta, però se tu ammazzi il vecchietto poi finisci davanti a un tribunale. Magari andavi troppo piano, magari troppo veloce, eccetera. Il problema è la macchina. Come fa a decidere? Perché qualcuno gli deve dire tra vecchietto e bambino ammazza il vecchietto. Deve sceglierlo, perché la macchina non può sceglierla. Oppure ammazza te stesso. Capite che quello è un problema etico, non è un problema tecnologico, perché se noi educhiamo la macchina a fare una scelta, per quante componenti e soluzioni possiamo trovare, prima o poi la macchina deve decidere. La macchina non può decidere perché ve la provate a vedere una legge che definisce, autorizza la messa in strada di una macchina che nel caso deve scegliere tra un bambino e un vecchio. Cioè, stiamo discutendo se dobbiamo discutere se un albero blocca un fiume, se ha senso sradicare l'albero o se ha senso allagarci. Stiamo discutendo di questo, figuriamoci per queste cose. Quindi in realtà il vero problema dell'intelligenza è anche un problema di etica. Quindi le nuove intelligenze sono davvero quanto e qualcuno che si occupa di neuroscienze dice gli esseri umani sono creduloni e le macchine possono essere evasive. Se qualcuno di voi ha usato ChatGPT, un po' pesantemente, si è accorto che prima o poi ChatGPT non ti risponde. Cioè, se lo metti contro un muro, lui addirittura è arrivato a dire mi stai scocciando, lasciamo perdere. Mi stai chiedendo delle cose stupide. Cioè, te una macchina, ti sto chiedendo io. Quindi le macchine riescono a bypassare le cose. Gli esseri umani invece si innamorano delle cose, quindi vedono di più di quello che c'è. Quindi in realtà, e questo lo dice un neuroscienziato, non una cosa. Quindi i sistemi che generano i testi, quelli che stiamo utilizzando un pochino tutti, in realtà non sanno niente di quello di cui stanno parlando. E capita a volte che voi leggete qualcosa che ha scritto ChatGPT, che è perfettamente coerente, no? È scritto proprio perfettissimo, cioè sembra l'oracolo. Però sta dicendo delle cose che non c'entrano assolutamente niente. Perché? Perché ha messo insieme delle frasi che gente ha detto, anche lì, gente ha detto, avete presente se volete passare un quarto d'ora su Facebook a vedere i commenti delle persone? Cioè, la gente dice anche quelle cose lì, quindi in realtà il vero problema è valutare cosa dici. E se la statistica dice che alla fine è evidente che la terra è piatta, prima o poi ChatGPT ci farà tutto un bel trattato spiegandoci perché la Terra è piatta. Cioè, e se noi lo prendiamo per tale, se qualcuno di voi ha seguito divertendosi alla campagna pubblicitaria della Venere per l'Italia, eccetera, con le traduzioni di tutte le lingue, dove hanno tradotto tutte le lingue delle cose mostruose, ma dove ci sono delle cose che tu guardi e dici, ma da dove le hai tirate fuori queste cose qui? Qual è il problema? È che noi non possiamo dedicarle alle macchine delle responsabilità, noi possiamo fare in modo che le macchine ce le automatizzino le cose, però qualcuno poi deve sapere di che cosa stiamo facendo, perché altrimenti rischiamo che facciamo delle stupidaggini incredibili.
C'è il grande Umberto Eco, che era un personaggio davvero eccezionale, che ha scritto un libro meraviglioso, che poche persone sono riuscite ad arrivare in fondo, però vi assicuro che se arrivate in fondo è bellissimo. Era Il pendolo di Foucault ed è questo signore Umberto Eco, secondo me era molto spiritoso perché voleva mettere alla prova gli esseri umani, nel senso che comunque i prime 50 pagine di quel libro, per esempio, sono totalmente muori prima, cioè muori prima. Se superi quello, poi il libro va avanti tranquillamente. C'è Il nome della rosa, dove lui dedica tipo 20 pagine all'invenzione degli occhiali e tu dici, ho capito, cioè possiamo sapere chi è l'assassino, però devi beccare, cioè lo faceva apposta. In quel libro c'è questa descrizione che in realtà dura 3 pagine ed è una delle cose più meravigliose che abbia mai letto. C'è la differenza tra lo stupido, l'imbecille, l'ignorante, che noi pensiamo, cioè stupido, cretino, cioè noi diamo per scontato che sia la stessa. No, no, perché lo stupido è insidiosissimo. L'imbecille lo riconosci subito, per non parlare del cretino, che già era proprio lunga la cosa. Mentre lo stupido ragiona quasi come te, salvo per uno scarto infinitesimale. Ve lo assicuro, se andatevelo a cercare, è meraviglioso, perché per 3 pagine ci fa capire che non c'è una differenza tra lo stupido e il cretino, eccetera. Vabbè. Quindi di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Tendenzialmente cerchiamo di non essere pulcini, ma specialmente cerchiamo di vedere un po' di cose, e queste cose sono state raccontate tantissimi anni fa in termini di rapporto uomo-macchina. Chissà se la macchina può fare queste cose. Ce lo domandiamo e in questo periodo ce lo domandiamo ancora di più. Io ho un grande svantaggio, sono molto vecchio, ho un grande vantaggio che sono molto vecchio, ho visto un sacco di cose. Quando ero giovane, una delle cose che mi ha influenzato tantissimo è stato questo libro che parlava del Media Lab. Quello sopra è quello in inglese, quello sotto è quello che io ho fisicamente comprato attorno a quell'età lì. Ed è un signore che si chiama Stewart Brand, che ha fatto delle cose incredibili nel mondo del digitale. Se non lo conoscete, cercatelo, perché ha fatto delle cose incredibili. Che è stato invitato al Media Lab, che è il centro media tecnologico dell'MIT, che è il gotha della tecnologia dei computer, eccetera, ed ha passato mesi a vedere i lavori che venivano sviluppati, i progetti che venivano sviluppati. E ha fatto questo libro meraviglioso. Non lo troverete in italiano, ce l'ho io, nel senso che su Amazon non c'è più, in digitale non c'è, va bene, però magari lo trovate in inglese. C'erano un paio di cose che mi ricordavo di questo libro, e una di queste riguardava lo Stradivari. Tutti voi sapete che i violini più belli nel mondo, incredibili, con quel suono, con quella cosa lì, sono stati fatti da Stradivari. E allora qualcuno si è domandato al Media Lab, chissà se un computer potrebbe suonare con uno Stradivari. E sarebbe un'eresia per gli appassionati di... Però chi fa tecnologia ha risposto, non è un problema. Il computer può riprodurre esattamente un suono, però ha un solo problema. Qualcuno glielo deve spiegare. In che senso? Se noi ci mettiamo, non so quanta competenza avete voi sulla musica classica o sul suono e sulla musica, però non so se io adesso prendo un violinista, prende uno Stradivari e prende un violino che costa 50 euro al mercato e capiamo la differenza. Magari qualcuno di noi sì, 9 su 10 no. Il problema è che per spiegare a una macchina la differenza di una sonorità, di una vibrazione, così, il problema è che il computer ce la fa, ma qualcuno glielo doveva dire, perché non aveva il computer delle orecchie così potenti per riuscire a capirlo. Come l'hanno risolto? L'hanno risolto in modo facile. Hanno chiamato un direttore d'orchestra giapponese, che era considerato il maggiore orecchio al mondo, e gli hanno detto, glielo spieghi tu? Quindi vedete che queste cose, che stiamo parlando dell'inizio degli anni '80, già si stava pensando come si poteva dare la capacità di percepire un suono e di riprodurre un suono così delicato a un computer, e serviva l'essere umano che glielo spiegava, cioè doveva essere allenato da qualcuno. Un'altra cosa interessante sempre in questo libro era che era arrivata un'azienda, penso fosse la Volvo se non sbaglio, dicendo abbiamo sviluppato questa cosa degli airbag all'epoca, anni '80, che salveranno un sacco di vite, bla bla bla. Okay. Però abbiamo un problema. Gli airbag sono larghi così, sono distanziati da questo
E il problema è che però non sappiamo chi sta davanti all'airbag. Perché? Perché se ci sta davanti una persona di 150 kg, 2 metri, grosso, eccetera, il problema è che la distanza dall'airbag potrebbe essere troppo poca e, ok, gli ho salvato la vita e l'ho ammazzato perché gli sono andato addosso, perché è troppo vicino. Un bambino piccolino avrebbe troppo spazio, quindi l'airbag parte e il bambino ci rimbalza e muore o si fa male. Dovevano trovare un modo per riuscire a dire all'airbag quanto grande era la persona che stava lì davanti. Ci hanno pensato su. Allora, ci sono delle cose legate alla spiritualità che potremmo mettere in discussione, però ci sono delle cose fisiche. Tutti noi, esseri umani, abbiamo un'aura. È percepibile in termini di luce. Chissà che cos'è, però c'è. Hanno analizzato quello, hanno messo un sensore dell'aura per riuscire a definire quanto grande era la persona. Vedete che l'intelligenza umana è quella che può dire a una macchina delle cose incredibili? E questa cosa succedeva all'inizio degli anni '80. Figuriamoci cosa stanno facendo adesso. Tutto questo poi ci porta a un altro elemento, che è una vita virtuale, e tante persone, ma davvero tante, dicono, va bene, ma la vita quando è? Quando inizia? Siamo sempre davanti a un computer e siamo sempre che dobbiamo pensare al lavorare sempre, eccetera. Chissà quando ci sarà un po' di umanità. E qui ho sentito un'intervista di un personaggio, credo che lo conosciate tutti, Zero Calcare. E lui è stato intervistato e gli hanno detto, come va? Malissimo. Cioè, come va malissimo? Ha un successo incredibile, Netflix, tutto il mondo ti vuole. Il problema è questo. Dice, ma in che senso? Che sto lavorando troppo. Senti, cioè, vallo a dire a quelli che hanno... No, non è quello. È che il mio lavoro è fatto di percepire delle cose che io percepisco per strada, vado al bar, ascolto le persone che parlano, sento delle cose buffe, mi vengono fuori delle idee. Non vedo più niente. Sto chiuso in una grotta a fare cose e non ho più stimoli. Non mi viene più niente da ridere, perché non ascolto più niente. E allora dobbiamo cominciare a capire che cosa farà l'intelligenza artificiale. Ci permetterà forse, se la prendiamo in modo intelligente, di avere più spazio. Perché non sarà mi prendo un po' di tempo. Ho bisogno di prendere tempo, ho bisogno di vivere, perché il mio mestiere non sarà produrre, sarà dire alla macchina che cosa deve fare. Quindi più stimoli posso assorbire fuori, più posso alimentare una macchina. E questa cosa è, pensiamo a noi, diciamo, a vari livelli, esseri creativi. Se noi ci chiudiamo in una grotta, non sogneremo niente, non penseremo niente. E se noi facciamo questo, cominciamo a pensare che forse le macchine faranno delle cose. Sapete perché? Perché assorbono. Noi non assorbiamo più, allora che cosa serviamo? A schiacciare i tasti, non servirà nemmeno più schiacciare i tasti. Quindi la notizia positiva, io la chiuderei qui, andrei a casa, cioè se fosse in voi. Abbiamo bisogno di vivere se vogliamo sopravvivere. E questa cosa ci fa capire che questo mondo digitale che deve farci crescere, capire qual è la nostra posizione, ecco, dobbiamo essere più esseri umani. Perché se noi cerchiamo di fare le macchine vinceranno, non c'è dubbio. E tornando all'MIT e al Media Lab, chi lo dirigeva era un personaggio molto famoso, è stato leggendario, si chiamava Nicolas Negroponte. E lui, nel libro proprio che era l'introduzione di quel libro che vi ho mostrato, ho proprio fatto la foto per dire io ce l'ho il libro fisico, che l'obiettivo che dobbiamo porci, qualunque sia la forma del rapporto uomo-macchina, è che la realizzazione di un nuovo umanesimo che serve un rapporto di un nuovo umanesimo per mezzo delle macchine. Non veniamo disumanizzati, abbiamo bisogno delle macchine per riuscire a fare questo. L'altro segnale che vi lascio è, possiamo contare quanti semi ci sono in una mela, ma non quante mele ci sono in un seme. I semi sono la base dell'intelligenza artificiale, del come si crea un'immagine, viene creata da dei semi, si chiamano seed. Ecco, quello che dobbiamo capire è quando noi facciamo un'immagine, chissà quali sono i semi che ci sono lì dentro, perché nessuno ci ha
insegnato a vedere quello. In realtà ci sono delle materie, ci sono delle discipline, ci sono delle scienze che ci aiutano a fare questo e forse dobbiamo andare un po' a recuperarle, perché purtroppo stiamo usando questa logica del un'immagine vale 1000 parole, e quasi mai è vero, nel senso che se quell'immagine non contiene 1000 parole, non ci sono. Ci siamo inventati noi che ci sono 1000 parole. Però in realtà ce le dobbiamo mettere noi. Non c'è un sistema automatico per inserire, ok, dammi altre 1000 parole, le metti dentro, le impacchetti, le dai. Se non abbiamo niente da dire, non c'è niente dentro quell'immagine. E noi siamo oggi in un'era in cui possiamo decidere di fare noi un'immagine, perché questo è nello specifico la chiacchierata di oggi, oppure noi possiamo dire a una macchina di farci un'immagine, però se non gli diamo i semi che contengono quell'immagine o quel contenuto, in realtà la macchina ci dà dei risultati pessimi. E questa cosa probabilmente l'avrete vista quando magari avete visto un po' di sperimentazioni fatte con la generazione di immagini e qualcuno di voi, magari fotografo, grafico, illustratore, persona abituata alle sfumature, ai dettagli, non è fammi una mela, wow, ce l'hai fatta, che diranno, ma fanno schifo. Il problema non è che fanno schifo, è che chi ha detto fammi una mela non vede nient'altro oltre a una mela. Qual è il nostro mestiere? Riuscire a capire che cosa vuol dire una mela, che cosa mi rappresenta, che cosa voglio raccontare con una mela, qual è la metafora dietro quella mela, qual è la narrazione dietro quella mela. E allora ci siamo accorti che forse la cosa importante non è fare la foto della mela, è decidere che cosa voglio raccontare con quella foto di quella mela. E allora capite che forse fare click, prendere un pennello, è meno importante rispetto a quello che dobbiamo dire. E questo è l'elemento che ci porta all'intelligenza artificiale, che come qualcuno dice, non è perfetta, però è straordinariamente impressionante. Questo non l'ha detto un filosofo, l'ha detto un'azienda che si occupa di consulenza in ambito finanziario. E la logica è che non è una storia recente, non è che, visto che OpenAI è arrivato nel 2022, magari lo facevano nel 2021. Tutta questa parte qui arriva dal 1940, non sto a farvi la storia, però il concetto è che sono da quasi 100 anni, 80 anni che si sta parlando di intelligenza artificiale a vari livelli. E dice, vabbè, ma però si è vista solo adesso, e in verità non è vero, perché è ovunque ed è accanto a noi in tutto e per tutto. Solo che prima sembrava una cosina, una cosa non grave, e poi è andata ad attaccare delle cose che invece per noi sono pericolose, perché di colpo ci siamo accorti che no, non solo gli esseri umani sono creativi, no? E allora ci ha fatto male. Vi faccio vedere un paio di esempi di cose che negli anni sono diventate normali per noi da usare. Uno di questi è, ok, ho questa bottiglia, ho un fondo, voglio eliminare la bottiglia dal fondo. L'essere umano guarda e capisce la differenza tra il fondo e la bottiglia. Photoshop mica tanto, fino a poco tempo fa. E anche qui c'è una cosa interessante. Tutti voi usate degli strumenti che sono degli strumenti eccezionali, che però hanno a spanne quasi 40 anni. Photoshop, Illustrator, sono vecchiotti. E vi accorgete che cosa stanno facendo, poveri cuccioli? Ogni giorno cercano di aggiungere qualcosa. Io faccio sempre la metafora io sono uno che si perde, guido male, non uso la macchina, viaggio in treno e comunque mi perdo. Sono una brutta persona. Però la cosa peggiore che mi può capitare di solito è arrivare a Bologna. La stazione di Bologna, non so se qualcuno di voi la conosce, però è stata costruita la nuova ad alta velocità sotto quella vecchia, che quindi hanno tenuto quella vecchia, è tanto carina. Il problema è che di solito, non so se vi capita solo a me che sono sfigato, arrivi con un treno, quello che arriva è in ritardo, quello che parte è puntuale. Non puoi ritardare anche tu, porca la miseria. Quindi hai tipo 7 minuti per fare il passaggio. Scendi a Bologna e dici, ok, devo passare dall'alta velocità alla velocità normale, e se qualcuno in questo momento è passato da Bologna farà così perché è un caos, perché devi scendere, non capisci, c'è il lato nord, il lato sud, il rado rosso, e nel frattempo ovviamente il treno è partito 10 volte, perché tu dici, dove sono?
Ecco, Photoshop è così, Illustrator è così, cioè sono dei software così giganteschi e ogni tanto ci aggiungono un po' di pezzi. Poi per arrivare a quel pezzo lì hai bisogno del libretto di istruzioni, ma non della funzione, ma proprio della mappa. Dove cavolo è questa roba qui? E allora magari ci sono dei software più giovani che magari fanno una sola cosa e l'essere umano invece ha bisogno di prenderne 20. Siamo abituati male a prendere sempre la stessa macchina. No, abbiamo bisogno di un motorino, di una bicicletta, di questa cosa, eccetera. Allora, questo è un softwareino che permette di scontornare le cose e sviluppato con la I. Fa così. Uff. Togliere. Quando vediamo queste cose diciamo wow, comodo. Poi arriva al lato, ma chissà se lo scontorna bene, chissà se lo fa bene. Dipende da quello che dobbiamo fare. Però quando lo vediamo è bello. Questo è meno bello, però l'abbiamo usato su tutte le macchine fotografiche. Il fatto che ci riconosce il viso e mette a fuoco e tracca il viso è una cosa assolutamente sensata, no? Dal punto di vista pratico. Che poi venga usato per spiarci tutti i giorni in tutti i posti è un altro paio di maniche. Però il concetto è che sono tecnologie che usano l'intelligenza artificiale, che fanno parte della nostra vita quotidiana e che però abbiamo vissuto tranquillamente. Però poi appunto il problema è che abbiamo avuto questo attacco dei nostri esseri umani, perché hanno cominciato a dire ok, noi siamo esseri umani e siamo creativi. Siamo sicuri che gli esseri umani sono creativi? Io sono circondato da persone che dichiarano di essere creativi. Ci sono 7 miliardi di persone, sono tutte creative. E quindi ovviamente quando voi da creativi darete un'idea, vi diranno ma perché non la facciamo gialla? Perché trovo che sia più creativo giallo. E voi non potete rispondergli stai zitto. Qual è l'università che ti ha creato, i 20 anni di esperienza che ti hanno fatto capire che verde è meglio di giallo, eccetera? Però, no, ma la mia nipotina, sai, ama il giallo, quindi non possiamo farlo giallo? Poi ti fanno queste domande che, scusa, sono bastardissime, perché il cliente dice, cosa ne pensi se lo facciamo giallo? E dici, penso che sia una cagata. No. Beh, pensandoci, magari anche giallo potremmo fare un test. Sì, sì, sono contento che sei d'accordo con me. Ti mando la fattura oggi o domani? Ok. Però il vero problema è che la creatività noi l'abbiamo sviluppata così. Io insegno, ho tipo 250 studenti all'anno e tutti arrivano con una cosa che io gli dico, per favore, non le voglio vedere. Capisco che facciano parte del progetto creativo, no? Però questi bravi ragazzi pensano che fare creatività significa fare le mood board. Cioè voglio fare una cosa, prendo delle immagini per ispirarmi, per far capire al mio cliente che cosa voglio fare. Funzionerebbero? Sì, certo che possono funzionare. Il problema è che poi loro, i ragazzetti, pensano che quello sia il prodotto. No, io continuo a dirgli, se tu mi mostri una mood board di cose di Picasso, poi mi devi fare le cose almeno belle quanto Picasso, se no cosa mi stai raccontando, no? Quindi il concetto è che tendenzialmente la creatività ci porta a individuare degli elementi e poi c'è questa seconda parola che è quella ancora più pericolosa, che sono le reference. Vedete delle reference? Che vuol dire riesci a trovarmi qualcosa che posso copiare, di solito è così, no? Il problema è quante reference abbiamo quando facciamo un progetto. Ci sono quelli bravi che ne hanno tante di reference. Quante? 10? 100? 1000? No, puoi mica mostrare 1000 reference, non puoi mica creare qualcosa che si basa su 1000 pensieri che metti insieme. In realtà la nostra mente pensa un pochino così, però alla fine poi dice ok, ho visto questa cosa verde, questa cosa gialla, ok, facciamo la roba verde gialla che abbiamo finito. Questa è la reference. Abbiamo un problema, anche i computer usano le reference, però noi ne usiamo 1000, i computer 4 miliardi. E noi ci mettiamo 2 giorni a mettere insieme 10 reference e loro ci mettono 4 secondi. Abbiamo perso. Allora, quello che vi voglio spiegare, ma proprio velocemente, è sono nate tutte queste tecnologie, queste piattaforme per generare immagini. Ce ne sono diverse, poi le analizziamo un pochino nel dettaglio. Come si fa a fare il training?
C'è qualcuno che si è messo lì a dire, ok, analizziamo tutte le immagini, hanno usato dei dataset e questo è uno già dei problemi che esiste e che dovremmo analizzare. Io posso guardare tutte le immagini del mondo, analizzare tutte le immagini del mondo e da tutte queste immagini del mondo creare un sistema che può generare delle immagini al posto di quelli che creano le immagini? Dopo ne parliamo, però è un problema da capire, perché in realtà si alimentano di qualcosa che non posseggono loro. Li possiede qualcun altro, l'ha fatto qualcun altro. C'è il concetto di diritto d'autore. Se io non posso usare un'immagine di qualcuno perché mi fa comodo, non posso usare 4 miliardi di immagini per fare qualcosa di mio. Al tempo stesso però quando noi creiamo un'immagine, che cosa facciamo? Esattamente la stessa cosa. Cioè, ditemi se c'è qualcuno che può creare qualcosa senza lasciarsi ispirare da tutto quello che ha visto. E non è un caso che i creativi maggiori, migliori, sono quelli che hanno visto di più. Si dice sempre, l'artista è quello che ruba il più possibile, il che non vuol dire fare plagio. Cioè, se io prendo un'immagine di qualcuno e la rifaccio uguale, o la prendo e la uso senza diritti, questa cosa è plagio o è utilizzo indebito. Ma se noi cominciamo a dire che mi piacerebbe fare un'immagine con una luce tipo Botticelli, dovremmo dare dei soldi alla famiglia Botticelli che sarebbe difficile da beccare? Capite che questa cosa è un problema etico che andrebbe analizzato, però è un problema pratico. Se noi dobbiamo dire che le macchine non possono utilizzare il sapere visivo di tutto, allora non possiamo farlo neanche noi, perché noi sì e le macchine no. Perché le macchine poi guadagnano dei soldi, anche noi guadagniamo dei soldi. Però come si fa a fare questa cosa qui? Praticamente ci sono miliardi di immagini che si trasformano in semi, in molecole, in noise, tecnicamente si chiama noise, avete presente il rumore, è un rumore irregolare che di fatto è come se fosse gli atomi di questa immagine, ok? E lo scopo è imparare a poi invertire l'opposto, perché a quel punto prendo il noise e creo le immagini. Lo so che è complicato, però se scendo nel dettaglio tecnico ci perdiamo 4 ore. Però per farvi capire il concetto è, io prendo miliardi di immagini, le analizzo e le scompongo in rumore di fondo, ok? Non è più immagine, non è più un pezzo di immagine, è rumore di fondo. Poi, quando io cerco di ricrearne un'altra che si basa su questo universo di contenuti, non vado, e questo è l'errore che si fa quando si discute dell'intelligenza artificiale che genera immagini, non vado a prendere un pezzo della sua o della sua immagine, non vado a fare uno collage delle immagini prendendo dei pixel di quell'immagine, io vado a prendere l'odore di quell'immagine, il sapore di quell'immagine, gli atomi di quell'immagine, non l'immagine, nessuna parte di quell'immagine. E quindi viene definito uno spazio latente che fa parte del macrocosmo del deep learning. Ripeto, ci sono persone che tecnicamente possono spiegare molto meglio questa cosa, però non siamo qui a fare scienza. La cosa interessante è che i parametri di questo ambiente sono suddivisi in colore, forma, spazio, bidimensionale, tridimensionale. Quando cominciamo a mettere, ci sono degli esempi che ti dicono, se tu prendi una banana e prendi un palloncino giallo, il parametro è, sono gialli tutti e due, però l'essere umano distingue un palloncino da una banana. Come fa? Beh, la forma, ok. E poi che cos'è? Il riflesso, il come si muove. Ci sono tanti elementi che lo fanno, però l'essere umano, in linea di principio, ha scoperto che ci sono 3 spazi. Ecco, l'intelligenza artificiale, il deep learning, lavora con qualche spazio in più che l'essere umano non è nemmeno capace di anche solo immaginare, descrivere a nomi, cioè non c'è un nome per una quarta, per una quinta, per una sesta, per una settima dimensione. Ecco, questo spazio lavora intorno ai 500 spazi.
Quindi pensate alla quantità di sfumature, di dettagli, di cose che analizza su un'immagine. Il più esperto di noi, di voi che si occupano di immagine, quanti dettagli possono vedere di quell'immagine? 100, 1000, ok, loro 4 miliardi su un'immagine. Quindi il concetto è questo. Al suo interno, all'interno di questi spazi esistono dei cluster che sono delle regioni che poi magari analizzano nel dettaglio che il termine banana si collega a certe cose, che il termine 1960 si collega a delle cose, eccetera, e poi all'interno di tutto questo si genera un processo generativo che è definito di diffusione. Prende tutti questi semini, li trasforma in un'immagine. Questo processo è random. Che cosa vuol dire che è random? Che se io uso lo stesso prompt, che è un'altra di quelle cose che sembra, ok, ma tutti scriviamo la stessa cosa, otteniamo le stesse immagini. No, lo scriviamo 100 volte e 100 volte otterremo delle immagini diverse. Ovviamente saranno simili se il mio prompt sarà molto preciso e se userò delle stringhe e dei settaggi che mi dicono esattamente questo. Però io posso anche dire alla macchina lasciati un po' andare. E quindi lui prende quel prompt e lo trasforma in qualcos'altro. Ci può essere utile in certi casi? No, in certi casi sì. In certi casi il punto di partenza, ma lo vedremo, ci fa partire con delle cose, ma in realtà poi ce ne porta delle altre. Quindi è interessante questo tipo di logica. Non ci sarà un'immagine uguale. Quindi se inseriamo lo stesso prompt in un modello diverso, progettato per persone diverse, allenato con un dataset diverso, chiaramente i dataset sono le scatole, però anche lì nella nostra concezione di creare un'immagine, se usiamo un pennello useremo un dataset di strumenti visivi diversi rispetto a una macchina fotografica, quindi vado a prendere la scatola 1 e non la scatola 2. In termini pratici sembra che sia un problema tecnico. Io so fare le foto ma non so fare i disegni, non so usare un pennello, quindi uso la macchina fotografica. Però in realtà io, se sapessi disegnare, sapessi fotografare, potrei deciderlo in funzione di quello che io voglio comunicare. Ci sono delle cose che funzionano bene con un'illustrazione, con la pittura, e altre che funzionano bene con la fotografia. Quindi vedete che in realtà noi possiamo usare dataset diversi per dire cose diverse. Però io ogni tanto lo chiedo ai miei studenti: quando in termini di comunicazione è meglio usare un'illustrazione, un disegno rispetto a una fotografia? E loro mi rispondono: ma la fotografia permette di raccontare delle cose e l'illustrazione no. E tu dici che cosa? Cioè, in realtà esiste un piccolo parametro che è proprio della psicologia della percezione visiva. Se noi vediamo una fotografia, per quanto falsa possa essere, un elefante che vola, nei nostri occhi, la nostra percezione dice che quella roba è dove l'hanno messo dove l'hanno trovato questo elefante che vola. Poi è chiaro che questo processo dura una frazione di secondo e poi dice, vabbè, Photoshop, no? Però se io vedo delle fotografie, il mio occhio ancora adesso, chissà se cambierà la nostra cultura visiva, ci porta al fatto che quella roba è vera. Se noi vediamo un'illustrazione che percepiamo come illustrazione, per quanto iperrealistica possa essere, quello è un sogno, è qualcosa di immaginato. Capite che ci sono dei campi in cui ha senso usare, cioè è un caso che il mondo dell'energia e del gas piuttosto che usa spessissimo l'illustrazione. E pensate al petrolio. E ditemi se vedere delle gocce di petrolio ci danno l'idea della freschezza della natura. Quindi ci sono tante cose che magari noi nemmeno percepiamo in termini concreti, però in termini di comunicazione facciamo delle scelte. Qui è la stessa cosa, usiamo dei dataset diversi, ma poi siamo noi diversi. La parola possiamo dire leggermente in modo diverso, ma anche se prendiamo, perché ci sono un esercito di archivi, di prompt, prendiamo lo stesso e lo buttiamo lì. Però stiamo lavorando su qualcosa che tanto ci porterà dei risultati diversi. E si spera però, ed è quella che è la cosa importante, è che poi magari ci aggiungiamo un paio di paroline nostre. E poi magari ci viene da collegare un altro concetto. E allora di colpo le cose cambiano in un modo effettivamente radicale. L'altra cosa carina è che questo processo da semi a immagine viene fatto davanti ai nostri occhi. Qualcuno di voi me l'hanno detto, alcuni vi conoscono i fotografi. Quindi magari qualcuno di voi si ricorda, uno, la Polaroid, secondo, la camera oscura.
dove l'immagine appare, che è una delle cose, diciamo, che emozionanti dal punto di vista pratico, no? Tu vedi l'immagine che dal niente. Ecco, funziona così, esattamente così, perché il processo non è un processo di sviluppo, la luce nudo d'argento che si deve trattare, fare, disfare, è che arrivano i semi e pian piano si costruisce questa cosa. Avviene in questo modo. Inizia a generare e pian piano vedete che comincia ad apparire questa immagine e io davvero vedo questa cosa e dico wow, siamo tornati alla camera oscura, siamo tornati alla Polaroid, siamo tornati a qualcosa che sei lì a dire sta arrivando, la sta generando, perché la sta effettivamente generando in questo momento. Quindi la cosa interessante è che questo avvicinamento a questo lato creativo è comunque interessante, perché quando vedi non capisci cosa sta succedendo, poi pensi di intuire e poi guardi e dici ma che schifo, poi in realtà pian piano si sviluppa e quindi in realtà diventa più interessante fatta così. Parliamo, perché siamo in un ambiente in cui bisogna parlare di questo, del futuro del lavoro. E ci accorgiamo che in questo momento ci sono un sacco di realtà molto grandi che in realtà stanno già pensando al loro futuro. Una di queste è Adobe. Adobe è quella che vive, secondo la nostra testa, perché non è così, vive sul fatto che ci sono dei creativi che generano immagini, che ti danno dei soldi ogni mese o ogni anno per generare delle immagini, quindi io devo difendere come Adobe quelli che creano le immagini. In realtà Adobe il suo fatturato lo fa in parte in questo modo, in parte in ben altri modi, ma di sicuro il lavoro che Adobe sta facendo è da tantissimi anni quello di lavorare proprio sull'intelligenza artificiale e sulla visualizzazione delle immagini in altri concetti. Quindi in realtà se noi ci accorgiamo possiamo modificarlo, possiamo dire di no, però quando noi attiviamo un software di Adobe vengono fuori delle cose che sostanzialmente ci dicono che Adobe può analizzare i nostri contenuti usando delle tecniche come il machine learning, perché così il mondo sarà tutto più bello. Cioè in realtà sta usando noi come deep learning per imparare attraverso le nostre immagini. Possiamo dirgli di no, però è probabile che le abbiamo detto di sì. Quindi capite che ogni tanto le discussioni che si fanno sui dataset fanno un po' sorridere, perché in realtà noi ci siamo già entrati dentro. Stanno imparando a creare immagini grazie al fatto che noi stiamo pagando un software per generare le nostre immagini, ok? Ci sono però i lati positivi. Il futuro è che ci sono un sacco di nuovi lavori. Facciamo finta che domani mattina, facciamo finta, e non è così, che domani mattina non servono più fotografi, che non servono più illustratori, che non servono più designer, perché tanto li fanno le macchine. Noi che cosa facciamo? Ci sono un sacco di lavori, premesso che, ripeto, no, continueranno a servire, poi vediamo che cosa servono, quelli che fanno le immagini, quelle vere. Si potrebbe cominciare a pensare che io prima facevo le foto, prima facevo i video, prima facevo il copywriting e adesso, grazie al fatto che tutte queste cose sono raccontami una storia, poi tu fai la copywriter, giusto? Ok, tu usi le parole, la tua collega amica usa le immagini, un altro farà un video, però siamo tutti coinvolti a raccontare una storia. Se io so raccontare una storia e la mia competenza è quella di usare uno strumento che è la parola, non sarò mai capace di fare un'immagine, o sarò meno bravo a raccontare questa cosa con un'immagine. Ma se io posso usare il testo per fare in modo di creare un'immagine, allora la mia storia può funzionare anche con un'immagine. Perché magari io, da persona che scrive, ho più sensibilità, magari ho meno tecnica, magari ho meno allenamento a lavorare sulle immagini, a raccontare le cose con un'immagine. Però in questo la macchina mi può aiutare. Io sono un bravo fotografo, però non so fare video, non so fare video. Posso prendere delle foto che raccontano uno storytelling di un evento, di una situazione, eccetera, e dire ok, me lo trasformo in un video. Non farà un video come un regista fantastico, però magari farà un video interessante. E se noi gli diremo, senti, ti vai a vedere per favore tutti i film di Kubrick e poi da queste immagini mi crei un film, un video di 3 minuti, di 4 secondi, che ha quel sapore lì. Capite che di colpo c'è quel dataset? Cioè, stanno mettendo Kubrick dentro il vostro video. Con che diritto?
Esattamente come uno che domani mattina fa il videomaker e che decide di fare un film sullo stile di Kubrick perché si è visto tutti i film di Kubrick. Lo vogliamo arrestare per questa cosa qui. Capisco che ci sia un problema etico, ok? Lo dobbiamo definire, lo dobbiamo coordinare. Però dal punto di vista puramente concettuale, il fatto che io possa imparare a fare, grazie a Kubrick, dei film e da questo tirare fuori la mia capacità di raccontare un film alla Kubrick, sto plagiando Kubrick? Beh, dipende, è chiaro che se prendo le stesse scene, le stesse logiche, però anche lì rischiamo da esseri umani di essere molto più vicini al plagio. Faccio una scena come quel film lì. L'intelligenza artificiale non ha un parametro, due parametri, una scena, ne ha tutti i frame di tutti i video di Kubrick. E allora capite che magari ci sono delle cose che hanno il sapore di Kubrick, che non necessariamente sono quella scena del bambino che va avanti così sulla cosa. Quello, noi abbiamo imitato Kubrick per quello, Shining, ok? Shining. Sì. Sì. Ok. Quindi possiamo diventare creativi a ciclo completo, perché le aziende hanno bisogno di comunicazione, le persone, le agenzie, chiunque ha bisogno di una comunicazione che è sempre meno specifica. Ho bisogno di foto, ho bisogno di comunicare qualcosa. Posso diventare quello che comunica quella storia e sono così bravo a raccontare quella storia lì, perché la conosco così bene, che posso usare 100.000 di quelle sfumature per creare addirittura un dataset di tutte le sfumature che riguardano quel mondo nello specifico, perché posso fare anche questo. Posso prendere un sistema di intelligenza artificiale che ha un approccio di vado a cercare roba e gli metti dentro le cose, quello che vuoi tu. Pensate all'intelligenza di un'azienda, tutto il sapere di un'azienda. La Confartigianato potrebbe prendere tutti i contenuti che mai la Confartigianato ha fatto nella sua vita, insieme a tutto quello che hanno fatto le aziende che hanno fatto le cose insieme alla Confartigianato, metterle insieme e generare un sapere. Questa cosa ci fa andare tutti in pensione? No, ci fa permettere di mettere insieme le cose in un modo ancora più evoluto. Direttori creativi. Questa cosa esiste già per esempio nel mondo del 3D, poco in Italia ma molto nel mondo, di qualcuno che non sa usare il 3D. Però si mette lì davanti e dice no, quella scena. No, deve entrare vicino, poi deve fare qualcosa. E c'è magari l'operatore che fa quella roba lì, fa la direzione. Può essere che ci stacchiamo un pochino dall'essere quelli che fanno all'essere quelli che dirigono. Questa cosa potrebbe essere un'area. Quindi faccio meno foto, faccio meno video, ma faccio più direzione creativa. Consulenti di sicurezza e moderazione dell'AI. L'AI fa un sacco di casini. Qualcuno che conosce, capisce gli approcci, capisce dove sono i problemi, può guadagnare uno spazio che magari è più tecnico, più scientifico, più operativo, più di etica, e che però serviranno, diamine se serviranno, perché magari serviranno meno persone per produrre contenuti e più persone che cercheranno di capire dove la macchina magari sta facendo delle cose che rischiano di essere negative no? Specialisti in comunicazione uomo-macchina, quindi persone che capiscono come far lavorare le macchine, come far creare dalle macchine. È un mestiere creativo? Assolutamente sì. Che si sta discutendo molto di chi fa il prompt designer. Io non ci credo molto a questo concetto di prompt designer, sapete perché? Perché le macchine diventano sempre più intelligenti e hanno sempre meno bisogno di schemi, hanno più bisogno di dialogo. Quindi già oggi i prompt diventano, mi fai una cosa che ha un sapore più o meno di questo tipo, un po' così. Chiaro che ci sono gli schemi, io vi spiegherò un pochino di come fa una struttura di un prompt, però qualche giorno fa, domenica, sono andato al concerto, uno dei più belli della mia vita, di uno dei personaggi più fantastici della musica per me, spero che Peter Gabriel, ex Genesis, ex grande nome, grande sperimentazione di tecnologia, un vecchietto di 73 anni. Ok, il concetto è che, come dire, quello che lui fa è prende la tecnologia e la racconta con le sue canzoni, con le sue idee. Lui ha fatto una filosofia di una cosa che ha pensato che può cambiare l'umanità, il pensiero della mente, tutti uniti per fare una cosa, tutta una storia, se volete ve la giro. Ho preso quel testo che lui ha scritto sul suo sito, e sono 40 righe, e le ho messe in un prompt. E mi ha tirato fuori delle immagini. Magari non sono quelle che andavano bene a Peter Gabriel,
però ha preso quel testo, l'ha letto e ha tirato fuori delle cose che comunque erano coerenti. E cos'era un prompt? No, cioè potrei prendere una poesia in teoria e vedere se mi funziona. È chiaro che siamo ancora in uno stadio intermedio, no? Dove non tutte le macchine capiscono, non tutti i sistemi capiscono, però sarà sensato che io dica le cose. Ma vi aggiungo un'altra cosa. Non ho tutti gli esempi del mondo, però non so se qualcuno di voi fa 3D, però se qualcuno si è approcciato al 3D, c'era un evento, uno di questi 4 parla di 3D, però io mi metto davanti a un software di 3D e dico, oddio, ce la farò a fare una palla? E ci provo, poi è complessa l'interfaccia di un software di 3D. E io mi sono detto, no, non è che io sono stupido, cioè, uno cerca di salvarsi come può, non sono io stupido che non capisco il 3D, è il 3D che è stupido che non mi fa un'interfaccia migliore. Quindi mi sono detto, userò il 3D quando ci sarà un'interfaccia migliore. Allora, c'è un software che si chiama Blender, molto famoso, royalty free, cioè open source, si può prendere, eccetera. È uscito l'API per ChatGPT. Che cosa significa? Che io vado su ChatGPT e dico, mi fai una palla che vola, che si inclina, diventa rossa, poi diventa un po' gialla, poi sì, e lui lo fa. E allora capite che di colpo posso fare il 3D e capite che però il concetto di prompt comincia a diventare un pochino meno dettagliato. Quindi servirà, è un mestiere, sì, secondo me è un mestiere che più andiamo avanti e crediamo che sia la formula magica e meno abbiamo capito che cos'è un prompt. Un prompt è parlare con qualcuno, visto che l'intelligenza artificiale ci permetterà di parlare con le macchine in modo più naturale, diventerà sempre più naturale. Quindi ci sono alcune piattaforme che già questa cosa la fanno. E altre che invece sono molto più, cioè sono piattaforme che parlano solo in inglese, sono piattaforme che parlano qualunque tipo di lingua, quindi già vedete che questa cosa cambia, però è una strada. Direttori della fotografia, esattamente come il 3D, direzione della fotografia è, se voi dite fammi una foto di una mela, lui fanno una mela, però il problema è, sapete da fotografi la differenza tra una mela ben illuminata e una mela illuminata da mio zio. Ecco, il concetto è che però glielo dovete dire come illuminarla, esattamente come il 3D se non di più. Erogatori di caratteristiche fisiche in prestito alle AI. Cioè, qualcuno di voi ha una bella voce? Ok, posso vendere questa voce alla mia intelligenza artificiale perché magari la mia voce può servire. Il mio orecchio per fare in modo che la mia capacità di percepire i colori, cioè ci sono delle cose degli esseri umani che alle macchine servono e quindi magari questo è un mestiere. Possiamo creare campagne pubblicitarie con le immagini dell'AI, chiaramente. Che cosa significa tra l'altro, e lo vedremo, è che magari questa cosa ci permette di fare delle cose che oggettivamente non potremmo fare, anche solo con i budget che ci vengono rilasciati. Cioè un conto è andare per la Coca-Cola a fare una cosa in Patagonia, un conto è farla a Treviso. La Patagonia a Treviso talvolta ha tanti vantaggi Treviso, però non assomiglia alla Patagonia. Creatori di campagne social, e qui apro un orizzonte gigantesco che apre un paio di cose. Ma i social, che cosa hanno come contenuto a parte le stupidaggini? Non è vero che tutto quello che è social è stupido, però chiunque lavori nell'ambito dei social sa bene che gran parte delle persone che sono i social media manager, quelli che pensano a queste cose qui, vogliono, cioè, io ne ho alcuni che mi dicono, ma lo sai che il 20 maggio è la festa dei pomodori rossi? Facciamo una notiziola sui pomodori rossi? E tu dici, certo. E cosa scriviamo sui pomodori rossi? Anche i pomodori rossi permettono una cagata. E la festa della donna, è la festa della mamma, è la festa dei paperini gialli, è la festa... Possiamo fare qualcosa di... Un caffettino al mattino, ciao, buongiorno a tutti. Cioè, quelle robe lì. Ma noi abbiamo davvero bisogno di esseri umani per farlo. Ma, cioè, esseri intelligenti che lo facciano. Perché non cambia niente, Cioè, non è che se voi scrivete come Hemingway, poi di colpo fate la differenza, Tanto l'abbiamo capito che per fare in modo che quel post si veda dobbiamo investire dei soldi in pubblicità. Quindi che abbiamo scritto merda qualcosa, non cambia niente. Dobbiamo riempirli per fare l'organico, va bene, possiamo dire a una macchina, ti prego, mi fai 4.000 post da domani fino a per i prossimi 4.000 giorni, grazie, poi ve lo faccio vedere.
Quindi magari però possiamo fare queste cose, usare questi strumenti e magari dedicare la nostra vita a fare altro. Non so se vi diverte tantissimo fare post sui pomodori rossi al 20 maggio. A me neanche un po', ma proprio neanche un po'. Poi c'è una cosa grave, questa cosa me l'hanno fatta notare. E poveri ragazzi che, miei ragazzi, le mie ragazze che escono dalla mia scuola e che già vengono maltrattati con degli stage, a parte i posti seri che invece li fanno crescere. Perché io dico sempre, guardate che non siete, cioè non è il momento in cui dovete guadagnare un sacco di soldi, non è il momento in cui dovete diventare direttori creativi, cioè i ragazzetti hanno dei problemi, no? Cioè gli dicono che devono diventare art directors e non hanno capito che prima devono diventare art schiavi, perché ma è successo a tutti, l'abbiamo fatto tutti, no? Però c'è questa cosa che se non no, perché a me non piace lavorare sul lato esecutivo, preferisco pensare, lavorare in strategy. No, non hai capito, tu si metti lì e mi scontorni le foto. Ma non è molto creativo. Esatto! Cioè, questo lo devono capire, quindi, ok. Però, domani mattina abbiamo quelli che, il sistema che ti scontorna in automatico, quello che ti fa i post, quello che ti fa le immagini. Loro cosa fanno? Cioè, capite che o gli fate fare la strategy sul serio, e allora andate voi in vacanza, poi chissà che casino combina, perché li voglio bene ai ragazzi, però devono crescere, no? E specialmente se arrivano a 24 anni e ti mangiano sulle scarpe, tu che ne hai lavorato da 20 anni, il concetto è che c'hai un problema tu, non quello dei 24 anni che magari hai imparato bene. Quindi o loro sono dei geni, però vi assicuro che su 250 non ci sono 250 geni, però ci sono dei bravi ragazzi che cresceranno, si evolveranno, qualcuno farà un lavoro più esecutivo, qualcuno lo farà più creativo, però c'è spazio per loro, ok? Cosa faranno? Abbiamo un problema, perché di sicuro le cose da stagisti verranno fatte dall'intelligenza artificiale, questo è sicurissimo. Quindi dobbiamo capire che anche come realtà, come Confartigianato, come realtà, cioè dobbiamo cercare di capire questi ragazzi come li facciamo crescere? Che posti di lavoro gli diamo? Dove vanno a imparare il mestiere? Quindi è davvero un problema angosciante, no? Quindi Houston abbiamo un altro problema che è, ma se le macchine possono fare così incredibilmente, e poi le vediamo perché il mio obiettivo è farvi vedere le cose, se le macchine possono fare delle cose eccezionali, io che governo la macchina posso fare delle cose eccezionali e un'altra persona che governa la macchina dove non c'è bisogno di una competenza specifica, dire a una macchina mi fai l'immagine di una mela, cioè ci riesce anche un bambino di 10 anni. Quindi il problema è, questa cosa molte volte io sento dire, possiamo automatizzare così guadagniamo di più, così va avanti. Il problema è che lo fanno tutti. Quindi domani mattina la nostra capacità di fare una cosa che gli altri non sono in grado di fare, e questa cosa dire così guadagno un sacco di soldi in più perché ci metto 2 secondi, ci metto il mio nipotino a farle e nel frattempo io guadagno soldi, non funziona perché ci sarà il nipotino che si metterà in proprio e lo farà da solo. Quindi se siamo tutti bravi, il concetto è che la concorrenzialità è un problema e la competizione è un altro problema. Non dobbiamo più pensare che l'eseguire, il produrre e produrre più velocemente sia una chiave, magari lo è per oggi, ma tra 6 mesi è come la SEO, sapete, i sistemi per fare in modo di essere visibili sul web. A me fanno sorridere, perché è vero che la SEO serve, assolutamente. Però quando tutti imparano a fare in modo di mettere i tag giusti, le cose giuste, eccetera, ripartiamo da zero. Quindi tutti sono visibili, quindi nessuno è visibile. Qui è la stessa cosa. Se tutti possono produrre migliaia di immagini o contenuti in un secondo facendo click, non è che io sono lì alla cassa e devo solo usare un registratore di cassa più veloce perché sennò non riesce a conteggiare gli scontrini più velocemente. Lo faranno tutti. Quindi il nostro problema è che cosa dobbiamo fare per usare questi strumenti poi per fare qualcos'altro. È come dire, ma ha senso oggi, che ne so, fare le fotografie e svilupparle prima i negativi, poi le stampe e metterci una settimana? Beh, se trovavo un business model per poterlo fare, va bene, vendo quella cosa lì, no? Però è chiaro che in termini di produzione io o mi faccio pagare tanto per quella roba lì o se no sono tagliato fuori dal mercato. Ecco, quindi cominciamo a vedere. Quando era lo stop 11:30 mi pare? 11:15, ok, quindi così mi calibro.
Proviamo a vedere velocemente quali sono i futuri dei settori della creatività. E partiamo da quella che probabilmente è già morta e non ce ne siamo accorti, che sono le agenzie stock. Tutti noi usiamo le agenzie stock. Poi possiamo usare Unsplash, FreePic, quello che vogliamo. Possiamo usare Adobe Stock perché è integrata al sistema di Photoshop. Hanno fatto una furbata perché l'hanno integrata comprandola. In realtà hanno fatto una furbata perché la stanno alimentando l'intelligenza artificiale grazie a questo e ce l'avevano previsto prima. Il concetto però, le agenzie stock cosa fanno? Ci danno delle immagini a fronte di un prompt. Faccio una ricerca, cerco foto di bambino che gioca a palla, scrivere quel prompt su un'agenzia stock e scriverla all'interno di un sistema che me la genera. Che cosa cambia? Beh, cambia uno che quell'immagine lì ce l'ho solo io. Che non è male. Quante volte vi è capitato di usare un'immagine stock e trovare 10 altri posti che l'hanno usata? Perché maledettamente tutti hanno scoperto che Unsplash è bellissime foto, tutte gratis, via, scarichiamole, e tutti hanno le stesse immagini. Quindi il problema è un problema. Quindi cominciamo a generare immagini solo nostre. Possiamo ottenere delle immagini che sono non solo nostre, ma sono specifiche. Quindi, quanto sono false le immagini nello stock? Dice, è più facile fare una foto falsa, più preziose sono le foto autentiche. Quindi, se noi usiamo un concetto del tipo... Oggi ci sono dei sistemi con Photoshop, con l'intelligenza artificiale, è sempre più facile generare un'immagine falsa. Perché dobbiamo andare a prendere delle immagini false all'interno di una galleria? Le agenzie stock vendono immagini false, vendono quelle immagini che rappresentano lo stereotipo di qualcosa che va bene per tutto, perché quella foto lì io la voglio rivendere o proporre 100.000 volte, quindi deve essere perfetta, no? Quindi c'è questo articolo, poi ci sono un po' di link, poi credo che vi arriveranno le slide, quindi potete andarvele a cercare. Però c'è benissimo questo articolo dove parlano di questa persona e dice, ok, questo è il ritratto della mia amica Sara, fatto nel 19, questa è una foto fatta da me. E in realtà sta parlando di immagini stock e poi a un certo punto dice scusate, no, ho scherzato, quell'immagine lì non è generata, non l'ho fatta io, non l'ho scattata con la Nikon, era un'immagine fatta con Midjourney. Ma l'esempio specifico di questo articolo dice ok, se io faccio una ricerca dove cerco persone e ospedale, più o meno troviamo le stesse cose. Abbiamo però la possibilità di manipolarlo, perché se chiediamo infermiere sono tutte donne? Perché se un medico ha sempre 60 anni? Cioè, capite che queste cose sono il classico, però magari possiamo decidere perché ha la pelle bianca, perché ha, no? Quindi tutte queste variabili sono delle cose che io posso immettere all'interno di un'intelligenza artificiale che mi genera sostanzialmente delle immagini analoghe, se vogliamo banalissime, però che gli ingredienti, i semi che io ho messo magari sono diversi. Chiaramente qualcuno non è contento di questa cosa. Quindi, per esempio, si prevedono cause di Getty contro la generazione di immagini di Stable Diffusion, eccetera. È chiaro che se Stable Diffusion piuttosto che Midjourney ha arraffato immagini ovunque, di sicuro ha arraffato anche immagini da agenzie di immagini. Erano coperte dal copyright. Arriveremo all'etica di questa cosa, però il concetto è chiaramente ci sono le battaglie. C'è chi dice no, non lo puoi fare e chi lo dice che lo puoi fare. Parliamo della DV e quindi per esempio al concetto appunto anche di usare strumenti, di usarla come strumenti per evitare anche in questo caso dei stereotipi. Perché ne parlo? Perché ho scoperto che c'è un'agenzia americana, un'agenzia di pubblicità, che usa ChatGPT per fare questo. Prende il suo team creativo e gli dice ok, adesso vi mettete su ChatGPT e mi studiate 10 campagne pubblicitarie per cercare di capire qual è la più efficiente. E loro si mettono lì e lo fanno. Poi c'è la riunione col direttore creativo che li guarda e dice ok, avete visto quelle 10 lì? Bene, non potete usare quelle 10, dovete usarne delle altre, perché le prime 10 erano quelle ovvie che un sistema che per statistica ti tira fuori da quella campagna, da quel messaggio, quelli che sono i messaggi, è ok, quello ci arrivava la ChatGPT, ok, quelli lì li mettiamo da parte, adesso ci mettiamo al lavoro. È interessante come approccio, potrebbe essere uno dei metodi, cioè togliere dalle riunioni dopo 10 giorni, 5 giorni, 3 giorni di ricerca creativa, cosa arrivano sul tavolo? Delle idee che magari abbiamo già visto 100 volte.
E allora questa cosa potrebbe essere, ok, perché invece di metterci 4 giorni non ci mettiamo un quarto d'ora? Non vengono usate quelle, vengono usate le altre, però quelle le abbiamo scartate. Vi faccio vedere alcuni usi nella pubblicità. Uno di questi è Moncler, che è uno dei marchi di moda che davvero sta sperimentando tantissimo e che ha deciso di fare una campagna pubblicitaria di prodotti che non esistono. E allora c'è... Premesso che è probabile che queste immagini ti fermino e uno lo guarda, anche perché sono sul sito, sono grandi così, sono di una bellezza in termini qualitativi, andatevele a vedere perché qui si vedono male, ma vi assicuro che sono fantastiche. Però è interessante parlare di un prodotto senza che questo prodotto esista. Parlare dell'essenza, qual è nel DNA di Moncler? Che cosa c'è? C'è il piumino è largo, ha una forma che ti avvolge. Ci sono una serie di elementi che possono portarti all'essenza del prodotto senza far vedere il prodotto. L'alta moda lavora su questo concetto, no? Non ho bisogno di mostrarti come è fatto il tessuto, ti sto raccontando un sogno, questo è fatto così. Il secondo elemento, e qui vi creo un po' di collegamenti con le altre iniziative, è, però se vado nel metaverso così potrebbe funzionare, se mi creo un avatar così mi piacerebbe essere vestito così, lo voglio possedere quell'oggetto lì. E allora capite che esistono un sacco di potenzialità che creano una comunicazione. Tutto questo è stato fatto con sistemi di intelligenza artificiale e qui vi aggiungo un altro dettaglio. Stanno nascendo, sono nate agenzie che fanno solo comunicazione usando immagini generate dall'intelligenza artificiale. Noi ne abbiamo aperta una, piccolina, di sperimentazione, però crediamo che questa cosa sia una cosa interessante. Lavorare su quel tipo di ingredienti. Absolute Vodka hanno deciso di fare una campagna dove le immagini variano e le confezioni variano. Ve li faccio vedere. Absolute was born to mix people, perspectives, cocktails, and neighborhoods. Each one is unique. We're always looking for new ways to mix, so we turn neighborhoods across Canada into unique cocktails by using AI. Introducing Mix Your Neighborhood, cocktails mixed by AI. The journey took us from here to here, and finally here. Step 1, neighborhood ingredients. Absolute chatted with locals across Canada, like Mike, a bartender from Ossington, to discover the key ingredients of their neighborhoods. Ossington definitely has like a very kinetic energy to it. Step 2, mixed by AI. Absolute gave these ingredients to an AI platform and asked it to mix stunning cocktail artwork celebrating each neighborhood. Step 3, making the surreal real. Absolute took the AI cocktail artwork and worked with bartenders that mixed them into delicious cocktail recipes, so everyone can drink their neighborhood. And now you can try your neighborhood cocktail mixed by AI. Questa è la pagina dove vi mostra un pochino più nel dettaglio. Vi faccio fare un pensierino che va oltre. Ma visto che noi abbiamo sempre più strumenti che permettono di raggiungere in modo personalizzato gli utenti, pensate ai social. Non potrei generare 1000 messaggi invece che uno. Invece che fare un messaggio che vanno bene per 1000, non posso fare 1000 messaggi che vanno bene per uno. Questa cosa è... No, perché lo fa una macchina. Dice, mi fai 1000 variazioni di questa campagna pubblicitaria? Capite che questa cosa apre un orizzonte di promozione, di comunicazione e di ottimizzazione che è completamente diversa rispetto ai ragazzi che fanno, a qualcuno raccontavo il progetto che stiamo facendo con dei miei studenti del biennio. Erano arrivati erano un gruppo di 3 persone e avevano in lotta il design dell'applicazione che stavano progettando. E gli ho detto, e perché non potrebbero esserci interfacce diverse a seconda dell'utente? E perché quando apro l'app ogni volta mi fa un'interfaccia diversa?
Può essere una follia in termini di usabilità, ma può essere affascinante in termini di percezione. E dal momento in cui io do dei parametri e faccio 1000 versioni, posso fare un'app con 1000 versioni diverse. Capite come cambiano i prodotti? Come cambiano le logiche? Come cambiano le modalità di progettazione e di produzione? È interessante. Il più famoso di tutti, che secondo me è non il più bello, ma anzi, l'ha fatto Coca-Cola e ha fatto un video, che quello probabilmente l'avete visto in molti, dove hanno utilizzato l'animazione generativa con l'intelligenza artificiale in video facendo delle cose che vi faccio vedere. Ok, ripeto, guardandolo molto attentamente, secondo me ci sono un sacco di cose poco convincenti in questa cosa, però ovviamente è gigantesca. Ognuno di questi pezzi poi vi faccio vedere che magari oggi potete usare vi ricordate i due loghi che ho in qualche modo manipolato? Si usano strumenti simili per fare queste cose, quindi in quel momento non dico che questa cosa l'ha fatta Coca-Cola con la direzione e il controllo interno di OpenAI direttamente, ce l'hanno fatto proprio a casa loro, quindi probabilmente, come dire, hanno usato tutto il possibile, però se vi apro una serie di strumenti vi faccio vedere che non siamo molto lontani. Poi qui hanno fatto una complessità di unire un sacco di cose insieme, quindi c'è una complessità di montaggio in questo caso. Però questa, la terza che vi faccio vedere non è solo un concept, non è una pubblicità vera, però era carino perché aveva a che fare con le banane. E hanno pensato di fare una campagna pubblicitaria delle banane nella storia, e quindi era la campagna pubblicitaria negli anni 40, poi 50, poi 60, poi 70, no così, non ce li ho esattamente gli anni, questo sicuramente era durante il Covid e questo è il futuro e questo è, cioè si può lavorare creando dei concetti dove c'è, il messaggio è una banana per sempre, una roba di questo tipo, no? È una stupidaggine, però guardate quanta creatività ci può essere per fare una cosa di questo tipo. Quindi, parlando di video, vi ho fatto vedere le cose precedenti, ve ne faccio vedere un paio. In questo caso ci sono due tecnologie che sono assolutamente accessibili a tutti voi, una è Runway e l'altra, ce ne sono tre, una è Runway, una è Kyber e l'altra è Laila. Adesso vi faccio vedere tutte e tre, fanno cose diverse, sono tutte e tre interessanti. Questa è Runway. Not too long ago, Runway pushed the boundaries. Ed è la versione Gen 2 che più o meno fa le cose che avete A visto. video-to-video model that allows you to use words and images to generate new videos out of existing ones. In the weeks since launching, the model has constantly done better. Better temporal consistency, better fidelity, better results. Questa è l'evoluzione, diciamo, in 6 mesi, hanno fatto da A a B, per capirci. Quindi possiamo pensare 6 mesi, un anno. And today, we're excited to announce our biggest unlock yet. Text to video with Gen 2.
Now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. Gen 2 represents yet another major research milestone and another monumental step forward for generative AI. With Gen 2, anyone, anywhere can suddenly realize entire worlds, animations, stories, anything you can imagine. Gen 2, coming very soon to runwaymr.com. Questo è uno. Questo è Kyber, questa è fatta da noi usando... Kyber può usare un'immagine unica e poterla... No, scusate, anche questa è Runway, perdonatemi. Abbiamo fatto questa immagine, abbiamo fatto tante versioni di questa immagine, quindi c'erano delle leggere differenze. Una di quelle cose che fa Runway è creare il morphing tra una scena e l'altra e creare un video partendo da delle sequenze fisse. L'effetto è, chissà se è bello o brutto, però è comunque un effetto. Questa cosa parte da 20 immagini per capirci e diventa un video di qualche secondo. Questo invece è Kyber. Hanno appena aggiornato, quindi sono le piccole differenze. Questa è, nel caso abbiate ancora qualche dubbio, è un'immagine generata dal computer ed è il punto di partenza. Con un prompt gli abbiamo detto ok, trasforma questa ragazza in una cyber che vive nel futuro, eccetera. Questo è l'effetto. Cioè tutto quello che viene dopo quel frame l'ha fatto Kyber, per farvi capire, con un prompt. Lo fai, lo esporti fino al 4K, sono soluzioni che hanno una parte free, molto limitata, ma per capirci, se volete fare un video, diciamo 10 video spendete 8 euro per capire. Quindi... con una fotografia di partenza, un prompt. Esatto. Che ti salva, che ti fa, lo puoi modificare, lo puoi fare più lungo, lo puoi sono vari parametri, no, che puoi gestire, però una delle cose che mi fa un po' sorridere a volte è vabbè, ma questo bisogna pagarlo. Cioè, se io prendo qualcuno anche solo per dire aspetta che ci penso un secondo, credo che 8 euro per fare 10 video rischia di non essere tantissimo. Cioè, a volte dobbiamo uscire da questo loop, insomma, perché a volte usiamo una delle cose importanti è anche capire il tool che mi permettono di raggiungere più velocemente un risultato, piuttosto che queste cose, ripeto, sono giochini, però è chiaro che quel giochino in forma evoluta è Coca-Cola. Capite che gli strumenti sono molto simili dal punto di vista tecnico. Il terzo, che è più carino di tutti perché è il più delicato, è un sistema, anche questo poi se volete nella parte pratica vi posso far vedere qualcosa, anche questa è un'immagine e questa è un'immagine fissa. L'unica cosa che li fa fare è una cosa che si fa abbastanza con After, che è camera, cambio di prospettiva, però voglio dire, se qualcuno usa After, un po' di fatica per fare questa cosa ce la mette, anche solo per fare il rendering. Questo è uno, che volutamente delicato, questo è 2, aspettate. Volutamente li abbiamo tenuti piano, si può andare molto più veloce, però vedete che dà quella sensazione. Avete mai notato che ci sono negli ultimi anni un sacco di cartelloni pubblicitari che sono diventati schermi perché sono andati su uno schermo, sul LED, eccetera, però è la stessa immagine. A volte capita che fanno delle piccole animazioni di questo tipo. È la stessa immagine di partenza, però viene animata in modo che comunque su uno schermo dia la sensazione di qualcosa che si muova, perché su uno schermo una cosa che sta ferma è sempre un po' limitante, no? Quindi comunque è un elemento interessante, si può regolare, fare il movimento, sono piccole cose, però anche lì pensate all'argomento social, un'immagine che va su Instagram che si muove leggermente, funziona un pochino di più che un'immagine che sta ferma, un'immagine che io metto su un mio sito per mostrare le cose, l'apertura di una pagina, una cosa. Quanto tempo ci metto a fare questa roba? 4 secondi. Okay, quindi capite che può essere interessante. Devo far male un pochino a tutti. Web design. Posso fare un sito con l'intelligenza artificiale. Sì. Dopo questo facciamo una pausa.
siamo dentro Figma, per qualcuno non lo sa, con questo si disegnano i siti, Ecco, questa cosa fatta allo scroll con un oggetto 3D che si anima allo scroll, diciamo che ci vuole un po' di competenza web per fare questa roba qua. Aggiungo solo questa illustrazione, prendiamo in pausa. Servono ancora gli illustratori? Sì, però attenzione che io con una riga di codice ho fatto dei gattini simpatici. Sono un pochino più elaborati di un gattino simpatico, perché si rifanno a un artista famoso giapponese con uno stile del genere e francamente io un quadro così a casa mia vorrei forse averlo. Vi posso assicurare, ve lo dimostrerò nella pratica, che se oggi possiamo creare delle immagini sostanzialmente perfette, incredibilmente flessibili e fluide, senza avere bisogno di crearle in altro modo. Questa cosa di colpo, vi ho mostrato i gattini prima o le fotografie prima, vi posso garantire che in teoria potremmo evitare di fare foto e in teoria potremmo smettere di fare illustrazioni, in teoria. Ok? Non è vero, però il problema è che abbiamo un ruolo adesso. Se facciamo una foto e ce la vogliamo far pagare, se facciamo un video e vogliamo che ci venga pagato, se vogliamo che facciamo dei quadri e ci vengano pagati, o quantomeno che abbiano un valore, dobbiamo dare un valore superiore alla capacità esecutiva del farlo. Perché la capacità esecutiva di fare un quadro, di fare una foto, di fare un video, sempre di più sarà possibile attraverso dei sistemi di intelligenza artificiale. Ok? Poi vi faccio vedere non i limiti, perché non è detto che io sia capace di arrivare ai limiti, però vi faccio vedere cose sostanziosamente belle, fatte bene. Cosa ci rimane? Quando si produce, parlo di immagini perché è più facile, ma vale per la comunicazione, per qualunque cosa. Qual è il problema? Quante immagini vengono prodotte ogni giorno? Miliardi. Quanto valgono quelle immagini? Al 99% niente, è un qualcosa che passa e va via. Qualche anno fa mi divertivo in questi convegni a mostrare uno stream di Instagram dove a un certo punto mettevo una foto di, non so, Robert Capa piuttosto che di Cartier-Bresson, no? Una roba così, tanto per fare un'operazione di cultura. E dicevo, pensatela qui dentro, pensate a Cartier-Bresson ventenne che fa una di quelle foto che ha fatto che sono diventate storiche, le mette sul suo Instagram e le persone, se va bene, gli danno un like. Dopo 40 secondi quella foto è morta. Abbiamo un problema, perché abbiamo un eccesso di immagini, perché abbiamo un eccesso di consumo delle immagini, perché siamo così abituati alle immagini che in realtà le vomitiamo fuori e le assorbiamo dentro esattamente quanto quello che valgono. Allora, che cosa dobbiamo fare? Andare ai musei? Perché nei musei ci fermiamo, ma il mondo della comunicazione non è fatta di musei. Noi dobbiamo riuscire a creare un valore a quell'immagine. Se quell'immagine vale il tempo di uno scroll di un Instagram, quanto può valere quella immagine lì dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale e dal punto di vista della sua come dire, rimanenza nella storia? Non può. E allora non dobbiamo fare foto, disegni, cose, dobbiamo parlare di qualcosa, dobbiamo trasmettere un messaggio, una storia, un'intensità. Quanto più è intensa, più comunque verrà percepita. Poi è vero che abbiamo i mezzi e i media che non ci aiutano, però se una cosa racconta in modo molto profondo, molto intenso qualcosa, questa cosa la percepiremo in modo diverso. Quindi non è bella. Le cose belle non servono, ce ne sono a miliardi. Le cose di impatto ci sono, ma dobbiamo andare un pochino più in fondo. Io sono amante di una scienza, ne parlavo prima, che è la semiotica. La semiotica è una roba seria, io sono troppo grezzo per parlare di semiotica, però è quella scienza che dice
che se quello che una persona vede trasmette quello che chi l'ha pensata voleva trasmettere, se arriva il significato e il significante di questa cosa, vuol dire che io sto comunicando qualcosa, altrimenti sto facendo le figurine. Se io voglio sopravvivere, io devo spostare l'attenzione dalla mia capacità di fare belle immagini, perché una macchina è capace di farla, in qualcosa che comunica qualcosa che io riesco a trasmettere. A quel punto, se la mia capacità è trasmettere questo, vogliamo chiamarlo storytelling, vogliamo quello che volete, ho qualcosa da dire, che qualcosa genera il fatto che le persone mi ascoltino, mi guardino, trovino interessante questo e che capiscano cosa io gli sto dicendo. Il fatto che io faccia click, il fatto che io usi un pennello o il fatto che usi un'intelligenza artificiale cambia poco, se non dal punto di vista del proprio desiderio di usare un ingrediente rispetto all'altro. Ma se la nostra immagine non comunica nient'altro che estetica, quella cosa lì noi abbiamo perso il business. Perché produrre oggi un'immagine con l'intelligenza artificiale ha un costo variabile tra 0 e 0,20 dollari. Quindi abbiamo già un problema con le immagini stock che c'erano 0,50, 0,80 e comunque l'avevamo già persa quella cosa lì. Quanto tempo ci metto? 10 secondi. Quanto tempo ci metto a modificarla 100 volte? 0 secondi, 10 secondi per 100 volte. Capite che quello è la logica? Allora, posso, scusate il termine un po' grezzo, fregarmene del come le faccio le immagini? Ma se io voglio trasmettere qualcosa, il fatto che io carichi una pellicola, che io faccia un settaggio su una macchina fotografica, che io decida di usare Photoshop, Illustrator o quello che voglio, eccetera, e decidere di dire a una macchina fammelo, che cosa cambia? Perché o noi siamo venditori di macchine fotografiche e di software, oppure noi siamo generatori di immagini, o noi siamo quelli che uso questa tecnica perché questa tecnica mi rappresenta, oppure io con questa tecnica riesco, sempre cari ragazzi a cui voglio tanto bene, i ragazzi si sono appassionati dell'analogico. E tu dici, che cazzo è l'analogico? Cioè, sì, lo so cosa voglio dire. Usi la pellicola. Dice, ma perché usi la pellicola? No, perché, no, viene tutta una roba diversa. Perché? No, perché la pellicola, e non sanno neanche cosa dire, cioè il loro concetto è spendono soldi, aspettano una settimana e questa cosa credono li possa trasmettere qualcosa. Non è vero. Cioè prendi l'immagine definitiva, la vedi su uno schermo e non capisci la differenza, quindi perché me lo fai? No, ma sai, qui c'è un effetto un po' della grana. Quanti preset di grana 3X piuttosto che HP5 abbiamo a disposizione? Non è vero. Allora, il concetto è, però, e qui mi rifaccio a una fotografa che non so perché ci litigavo tutte le volte, era anche molto carina, mi piaceva, tutte le volte che incontravo litigavamo, però un giorno lei mi ha detto, era un po' di anni fa, no, ma io quando scatto su pellicola le mie foto vengono meglio. E dicevo, Alice, no. No, vengono meglio. Dice, guarda, adesso mi vuoi dire che la nitidezza delle cose, eccetera, ti assicuro, tecnicamente ne so più di te. No. Le mie foto su pellicola vengono meglio. No, ti dimostro perché. Posso anche accettare il fatto che tecnicamente il risultato sia identico. Però quando uso una pellicola e carico 36 foto, ogni foto che faccio ci penso di più. Allora il problema non è la pellicola, il problema è che puoi decidere di usare uno smartphone e fare una foto ogni settimana, sì, non cambia niente. Però posso capire che questa cosa psicologicamente ti porta a fare le foto magari in un modo diverso. Allora quello strumento in quel momento per fare quella cosa ha un senso. Allora ho detto, ok, va bene, c'hai ragione, è vero, accetto. È un altro argomento, no? Allora, se vogliamo capire questo, però, vuol dire che io dentro quella foto devo vedere delle sensazioni che tu mi vuoi trasmettere, perché sennò è egoismo d'artista. Affascina me, chi se ne frega del resto. No, se vogliamo fare comunicazione dobbiamo trasmetterla quelle emozioni in qualche modo. Ecco, la semiotica è un'arma.
Cerchiamo di capire che cosa vogliamo dire, perché quella è un'arma per poter dire anche a una macchina che cosa vogliamo fare. Altrimenti la macchina non capisce, non è intelligente la macchina. Non può capire che volevo dare un'emozione come se fosse quel momento in cui all'alba, quando gli uccellini volano e mi fanno pensare che dopo un caffè sto meglio. Questa roba qui o gliela dici e allora la macchina la può interpretare, oppure non c'è. Allora, capite cosa dico? Quell'elemento lì è quello che io voglio dire e quell'elemento lì lo devo mettere dentro il mio contenuto. Non me ne frega niente se usi un pennello, una macchina fotografica, un'intelligenza artificiale, perché sennò fai una cosa che non racconta niente. Cioè, quante foto di, scusatemi, sono un po' di parte, però di belle ragazze fotografate al mare. Che cosa ti sta dando il fotografo, a parte la bella ragazza al mare? A meno che non ci sia qualcos'altro. Però del 100% delle immagini, quante sono quelle che sono belle perché c'è un bel paesaggio? Poi posso prendere un'inquadratura particolare, va bene, però capite che sono dettagli? Che cosa sto raccontando di Treviso? Sto raccontando qualcosa. Se io conosco così bene Treviso e riesco a raccontarla dando un'intensità di cose che si percepiscono però non ci sono, allora quella roba lì io la posso definire, decodificare, dividere in ingredienti di una torta e decidere di mettere quegli ingredienti per creare 100 torte. Questo è il primo punto. La seconda cosa è l'ispirazione. Come facciamo in un momento in cui tra l'altro siamo sempre più bombardati dalla mancanza di tempo, abbiamo sempre meno tempo per pensare a qualcosa di creativo, deve essere sempre più originale, ci mettiamo lì a dire devo trovare un'idea! E che cosa facciamo? Finiamo su Pinterest. Sono vecchio, ma una volta c'era un librone gigantesco che si chiamava The Black Book. The Black Book costava un sacco di soldi, era un libro di tutte le campagne pubblicitarie più importanti al mondo. Chi è che le comprava? Le agenzie di pubblicità. Che cosa facevano? Devo fare la campagna pubblicitaria della birra. E andavano a cercare le idee. Quante ne trovavano? Il librone era grande, sarà stato 800 pagine. Vuol dire che c'erano 800 reference, di cui però della birra ce ne saranno stati 20. Facevano le campagne pubblicitarie su 20 idee, perché poi prendevano la stessa roba. Conosco un fotografo molto famoso che un giorno su uno di questi libri, non era più il Black Book, ma era l'Art Direction Index to Photography, hanno visto una sua immagine, lui faceva delle immagini con dei fasci di luce incredibili. Un giorno l'hanno chiamato da New York e gli hanno detto vogliamo questa foto qui. E lui l'ha guardato e ha detto da New York. No, scusa, una foto fatta così, con questo effetto. E lui ha guardato, perché chiamate me? Cioè, sono a Milano, da New York, non potete prendere un foto, cioè va bene, però... E questi gli hanno risposto, ma lei pensa che se avessimo trovato a New York qualcuno che faceva questa roba qui non gliel'avremmo fatta fare? E non ce l'avete fatta? No. Il problema è che il cliente ha visto questa cosa e ha detto voglio esattamente questa cosa qui. L'abbiamo provata in 10 modi diversi a farla, con 10 fotografi diversi, americani, strafighi. Non le avete. In quel momento, capite che in quel momento vedi il biglietto della lotteria, è lì pronto perché gli chiedi quello che vuoi. Cioè il cliente, che era tanto un cliente importante, ha detto quella cosa lì e tu sei l'unico al mondo che sei capace di fare quella roba lì. Ok. Detto questo, è l'unica storia che mi ricordo di qualcuno che attraverso un libro del genere, dove si investivano soldi per mettere le campagne pubblicitarie, qualcuno ha preso i soldi. Ne conosco uno solo, ok? Se volete vi dico anche nome e cognome. Però il concetto dell'ispirazione è, abbiamo mezza giornata per tirare fuori un'idea o più idee per una campagna pubblicitaria, per un dépliant, per una cosa. Cosa facciamo? Pinterest, ok. Poi vado su Google, vado a cercare su Instagram. Quanto tempo ci mettiamo? Perché non stiamo trovando quello che ci serve, stiamo cercando roba. Ok. Ci mettiamo davanti a una macchina e gli diciamo qualcosa, poi lo facciamo insieme. L'ho fatto. Se qualcuno mette in dubbio che io abbia fatto questa presentazione non cadendola e appoggiandola nello specifico su questo evento, verrà che dovrà ricredersi perché ho fatto una cosa proprio su Treviso. Quindi ve lo vedrete, ok? Ispirazione. Il concetto è che una macchina ci ascolta un po', però non del tutto.
Quindi ogni tanto ti tira fuori delle cose che né mai nella vita ci verrebbero in mente. Oppure ci mette nella condizione di mettere insieme, perché la creatività è fatta di mettere insieme i puntini. Non è trovare un'idea e copiarla. Prendo 100 cose e le metto insieme. Nella mia testa, magari non neanche coscientemente me ne accorgo, però le metto insieme. Però vi faccio un esempio. Ma chissà come verrebbe un vestito fatto di mattoncini Lego? Non possiamo neanche immaginarlo. Ecco, in quel momento dici vestito fatto con i mattoncini Lego e dopo 4 secondi lui ti dà 4 opzioni diverse e tu le guardi e dici no, mattoncini Lego però devono essere un po' grandi e un po' piccoli. No, grandi e più piccoli però questi colori, no, toglimi il giallo. Me lo fai con un fondo che fa invece le montagne? No, ma forse New York è meglio. Mi dai delle altre 10 città che non saprei bene che cos'altro potrebbero essere? Capite che voi nel giro di un quarto d'ora avete trovato 100 idee? Poi non vi sto dicendo che dovete usare quella, magari quella roba lì vi porta a decidere che no, voglio fare uno shooting perché lo voglio fare con quella modella famosa, con quella cosa lì, eccetera, lo faccio, però quel lato di ispirazione quant'è grande? E allora viene la domanda, ma allora chiunque può fare questa cosa? E allora il terzo ingrediente è la cultura. Ve lo posso assicurare, vedo un sacco di persone che fanno immagini con intelligenza artificiale e quelle, scusate, ogni tanto devo dire proprio così, fanno cagare. Fanno proprio cagare. Ma non perché la tecnica, hai visto? No, non funziona lo strumento. No, sei tu che non gli stai mettendo gli ingredienti che ti interessano. Perché se tu non hai la cultura visiva per dire voglio quella resa un po' Sarah Moon, qualcuno conosce Sarah Moon? È una fotografa di moda famosa. Paolo Roversi. Vorrei, sai quell'effetto di quell'ottica che fa un po' quella sfumatura lì? E tu glielo scrivi. Allora lui comincia a creare cose nuove. Un po' di tempo fa ci sono un po' di persone che sono bannate i prompt, sono l'indicazione per dire di fare qualcosa, poi ve lo faccio vedere. Sapete il primo fotografo che ha chiesto di non essere incluso nel prompt, non puoi scrivere fammi le cose stile di? Pensate a uno che non pensa ai soldi neanche a morire. Steve McCurry. Cioè se scrivi Steve McCurry non te l'accetta. Ma specialmente se tu scrivi ragazza afghana, così, sì, per caso, non te l'accetta. Quando l'ho fatto io me l'accettava. Ho fatto, se ve la posso recuperare, foto di ragazza afghana. Non mi accettava Steve McCurry, ma mi accettava ragazza afghana con gli occhi verdi. Poi hanno bannato anche ragazza afghana. E io ho scritto ragazza berbera. Capite che non c'è soluzione? Però poi gli ho aggiunto Kodachrome. Perché quella foto lì, io lo so, era fatto col Kodachrome. E quella resa dei rossi era il Kodachrome. E lui lo sa. Perché lui va a cercare tutte le foto col Kodachrome e non c'è bisogno di farmi il rosso come il Kodachrome, lo sa già. E allora capite che questa cosa qui ha a che fare con la cultura. Perché uno che non sa cosa sia il Kodachrome, che non sa cosa sia la ragazza afghana, lo sanno tutti, però che non sa chi sia Sarah Moon, che non può ispirarsi da Avedon, che non sa che cosa fare, cosa cazzo vuoi che faccia? Fa le figurine. Questa è la cosa. E questa cosa non è la differenza tra chi genera immagini con qualunque strumento e ha dietro le spalle una cultura. Un pittore può essere un artista se non ha mai visto Van Gogh piuttosto che Dalì piuttosto che... Cioè, è questo. Puoi fare musica se non conosci la musica? Puoi fare arte se non conosci la... Puoi fare danza se non conosci la danza? Questa cosa è la nostra cultura. Se io mi metto a parlare di danza e fare una cosa di danza e ho un sistema che mi permette di fare la danza, faccio uno che fa così e dico, ah che bello! Poi arriva Bolle, mi guarda e mi dice, ma dai, è questo. Dovete essere Bolle se volete parlare di danza, dovete essere artisti che conoscono la cultura, non gli strumenti, la cultura. E tutto questo porta di sicuro alle idee, alla capacità di dialogare. Io non so se alcuni di voi hanno il grande vantaggio di avere
un team di persone con cui lo sforzo mentale è il momento migliore, no? Il brainstorming è cerchiamo idee, buttiamocele dentro, ma che cazzo? Moltissimi, tra l'altro, specialmente tra i fotografi, specialmente tra i piccoli professionisti, non ce l'hanno questa cosa. E quindi si convincono che quello che vedono loro, che hanno in mente loro, è loro, che magari è ottimo, però è quello. Quindi il problema è, posso trovare qualcuno con cui parlare per trovarmi altre 10 idee? Cioè, se voi chiedete a qualcuno, senti, mi dai 10 idee? E uno dice, vabbè, dai, mi offri una birra, dai, ti do 10 idee. Ok, finita la birra, me ne dai altre 10? Dice, un'altra birra non... Dai, va bene, dai, ti voglio bene, altre 10 idee. Me ne dai altre 100? No, quelli sono amici che parlano, cioè volete andare avanti 28 anni a chiedere mi dai altre 10, cioè 100, ma senti, invece che chiedertene 10 alla volta, me ne fai 1000? E ti dice anche con piacere. E allora capite che questa cosa diventa un dialogo, non perché vi si sostituisce, perché poi gli chiedete altre cose, poi lì andate avanti, poi dite sì, però me lo fai anche, poi ve lo faccio vedere. Ho fatto delle cose, le ho detto ok, adesso me lo puoi fare in modo più spiritoso. Ci sono dei ragazzi di questo corso che vi ho detto che hanno inventato un libro di storie per bambini. Tecnicamente sarebbe possibile, sì, è un po' complicato ma si può fare. Ok, entri, non c'è niente, però c'è una finestra che dice che storia vuoi che ti racconti? Mi racconti la storia di una bambina che corre nel parco e incontra uno scoiattolo e insieme si raccontano le cose e lui comincia a raccontarti la storia. Mi fai anche le immagini di questa cosa e lui ti fa le immagini. Ho fatto una storia, se volete ve la giro. Mi sono inventato di dire, ok, c'è un ragazzo che va nel bosco e incontra una fragola. Capite che a volte la stanchezza porta a queste cose. E allora diventano amici e chiacchierano, e però dopo devono andare a casa. E allora la fragola dice, beh, ma non ci possiamo rivedere, non so, magari l'anno prossimo. E tu dici, che giorno è oggi? È Natale. E allora l'anno prossimo a Natale ci troviamo qui e ci ritroviamo a chiacchierare. Questo è, molto più brevemente, il mio problema. Ha creato una storia. Ma l'idea del libro è leggermente diversa, perché, ok, mi ha creato una storia, domani entro e mi dice quale altra storia vuoi. Nel frattempo c'è quella storia lì. Però magari tra i dati viene fuori che tu hai 10 anni. Poi prendi quel libro, che potrebbe essere un libro infinito, perché ogni volta ti può creare una storia diversa, tutte le storie che vuoi, poi un giorno lo chiudi e te lo dimentichi, lo riapri dopo 10 anni e vedi, ok, bella questa storia, però un po' da bambini. Me la scrivi, visto che adesso ne ho 20 di anni, e lui te la riscrive. Questa cosa veniva fuori dalla storia del... Non so quanti di voi, cioè tutti voi avete letto la storia di Cappuccetto Rosso. Io forse sono l'unico idiota che non ha capito che dietro c'è una metafora e il cappuccetto rosso è la perdita della verginità. Cioè c'è questa storia, quando l'ho scoperta io ho detto... Oddio, no, è che il lupo cattivo in realtà è quella che ti violenta. C'è tutta una storia... Però se in questo momento che ormai l'ho superato, questo shock che mi ha rovinato la vita, il concetto è, ma adesso me la racconti, cioè voglio che mi racconti violenza metropolitana e lei che a quel punto ti spara, no, ti butta lo spray anti cose, capite? Cioè magari a 20 anni quella storia potrebbe essere raccontata in modo diverso, ma nessuno te la racconta da ventenne. Può essere interessante? Sì. Tutta questa cosa ci porta a un concetto di etica, un concetto di etica che ci fa dire, visto che possiamo fare tutto, cominciamo a diventare gli imperatori del mondo, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo inventare tutto quello che vogliamo, abbiamo una bacchetta magica e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Questa cosa ci dà delle responsabilità, ci sono delle cose che dobbiamo decidere, no, queste cose non le devo fare. Quindi sono delle regole, si sta lavorando su delle possibilità etiche per fare in modo di governare qualcosa che non è governabile. Quindi di sicuro questa cosa ha una sua problematica e forse proprio il mondo dei creativi dovrebbe prima di tutto crearsi delle regole. Perché, come si dice, i chat box rappresentano l'antitesi della trasparenza. Cioè, sembra che ci raccontino delle cose vere, come vi ho detto prima, ma magari ci stanno raccontando delle balle incredibili. Ma questo dal punto di vista del testo, ma anche ovviamente dal punto di vista dell'immagine. Ci sono 2 o 3 storie che hanno visto tutti, lo so, però le cito tanto per... Il Papa con... Cioè, io quando l'ho vista... Cioè, ma mi è diventato più simpatico, francamente, però capisco che poteva essere
visualizzato in un modo diverso, però... No, questa dai, quella è Moncler, giusto, potrebbe essere un'idea, credo che fosse pericoloso farla, però 2 o 3 giorni fa, allarme, scusami? Monclero? No. Certo, perché non ci arrivano, e in effetti lì ci vuole un po' di o intelligenza o stupidità umana che te la butta dentro e che te lo fa molto carino. Ok, 2 o 3 giorni fa c'è stato un piccolo problema con il Pentagono, no? Che brucia, non è vero, non brucia niente. Però perché è partita questa cosa? Perché l'hanno messo su una pagina di Twitter che hanno chiamato Bloomberg BuzzFeed, Buzz News, qualcosa del genere. E visto che il signor Elon Musk è riuscito a trovare la bellissima idea che la spunta blu, che è quella che certifica il fatto che tu sia effettivamente qualcuno che dichiari di essere, basta che spendi $8 e lo diventi. Cioè io se voglio prendo una spunta blu e divento il presidente della Repubblica Italiana e da quel momento c'è certificato dal bonino blu, quindi è venuta fuori sta roba. E tutti a dire, guarda che c'ho il Pentagono lì, non è vero che sta bruciando, no? Piuttosto che l'arresto di Trump, piuttosto che eccetera. Ok, e qui cominciamo a parlare di soluzioni. Prima ne parlavo con loro. Noi abbiamo una possibilità che certifica che la fotografia, per esempio, ha un valore inestimabile, che non può essere in nessun modo superato, che è quello di lavorare con la realtà. Se noi vogliamo fare ancora fotografie, noi dobbiamo probabilmente spostarci, esattamente come nell'era quadro, fotografia, pittura contro fotografia, eccetera. Noi non possiamo sperare di far vivere la pittura se scimmiottiamo la fotografia. Così come non possiamo, da fotografi, scimmiottare l'intelligenza artificiale e sperare di vincere, perché non vinciamo. La cosa che serve assolutamente è: voglio continuare a fare fotografie, voglio dimostrarti che quella è una cosa che certifica il fatto che ti sto riprendendo qualcosa di vero. È un pezzo di storia che rimane cristallizzata, questa cosa l'ho fatta. Come faccio a farlo? Beh, prima di tutto vi dimenticate Photoshop, per esempio. La seconda cosa è: fate in modo che le vostre immagini, non perché lo salvi in RAW e ho l'originale, non è quello. Io devo dichiararti che ero in quel momento, in quel posto, che quell'immagine non è stata manipolata, che quell'immagine è composta di queste cose, eccetera, e che queste cose corrispondono alla realtà. Esistono delle tecnologie che si stanno sviluppando e che fanno esattamente questa. In realtà è una realtà che si chiama Content Authenticity Initiative, in inglese è pessimo, però abbiamo capito qual è il concetto, che fa una cosa: crea un layer di informazioni che analizza il contenuto dell'immagine e ne definisce tutto quello che c'è dentro quell'immagine, tutte le cose che sono state modificate e tutto quello che è certificato, fatto in questo modo. Quindi il concetto, no, non era questo, scusatemi, era questo, perdonatemi. Questa cosa, vabbè, è uguale, perché ho sbagliato a mettere le slide, perdonatemi. Ok, pensate a un sito internet che vi consenta di avere quella I su tutte le immagini che voi pubblicate, dove io clicco e c'è questo certificato che definisce cosa io ho usato. Ho usato degli strumenti di intelligenza artificiale, ho unito degli asset insieme, ho importato degli asset, quali sono le mie credenziali. Tutte queste cose ti dicono che cosa c'è dietro quell'immagine. Questa cosa è interessante dal punto di vista dell'etica, dal punto di vista della responsabilità, dal punto di vista del valore di quello che io sto facendo. Quindi magari, se noi vogliamo lavorare in termini di autorevolezza, di autenticità, questa è una strada per la fotografia. Ci riempie il business di tutti i fotografi del mondo? No. Però magari possiamo essere quelli che fanno questa cosa qui. E allora va a seguire un binario che è diverso rispetto a. E qui c'erano, non a caso, dei collegamenti. Questa cosa è fortemente sponsorizzata da Adobe, perché il contenuto dell'immagine, le credenziali dell'immagine che io posso mettere dentro Photoshop si integra con questo sistema. E non è un caso che il lavoro che loro stanno facendo, lo vedremo tra poco con le varie piattaforme, sulla piattaforma di Adobe che si chiama Firefly, in realtà
trasmette una serie di informazioni che dicono, quando tu lavori con un'immagine manipolata, creata, neanche manipolata perché peggio è creata da zero, no? Con l'intelligenza artificiale lo devi dichiarare nella correttezza di quello che comunque è l'informazione che viene data alle persone. Ti do una cosa, ti sto dicendo che quell'immagine è una bellissima immagine, è fortemente però non è vera, ok? È una di quelle cose che potrebbero essere inserite in modo più concreto. Parliamo un attimo di piattaforme. Prima di tutto anche perché ho sentito, ci sono persone che magari hanno già iniziato un pochino a smanettare con queste cose, persone che sono proprio a zero, quindi faccio un passaggio veloce però da zero. Diciamo che ci sono sostanzialmente 4-5 piattaforme primarie, 4, di cui però specialmente una ne deriva altre 20.000. Quindi voi probabilmente vedrete ogni giorno nascere delle nuove piattaforme di intelligenza artificiale che producono foto, video, cose, eccetera, ma quasi tutte dipendono da un sistema di base che non è il primo che vi racconto, ma sarà credo il secondo. Quindi dovete capire che alla base spesso c'è lo stesso tipo di tecnologia, semplicemente applicato su dei dataset, quindi dei dati di immagine o di contenuti diversi, e ha un'interfaccia diversa, però sostanzialmente sono la stessa cosa. La prima di cui possiamo parlare è DALL-E è la versione immagini di OpenAI. OpenAI è più famosa per ChatGPT. Dell'importanza dell'azienda OpenAI, diciamo che DALL-E rappresenta il 5%, in realtà il 95% è dato da ChatGPT. Per darvi un'idea concreta del valore di OpenAI, OpenAI è stata acquisita al 49% da Microsoft per 10 miliardi di dollari. Che cosa se ne fa Microsoft? Sta facendo la più grande rivoluzione degli ultimi 20 anni all'interno della propria piattaforma, che è quella di integrare l'intelligenza artificiale attraverso ChatGPT e le sue derivazioni all'interno di tutti gli strumenti di Office e specialmente all'interno di Bing, che l'ultima volta che avete usato Bing per fare ricerche credo sia stato mai o quasi mai. Tutti usano Google. Il concetto è che questa cosa ha fatto schizzare l'utilizzo di Bing. Voi credo lo sappiate, però ve lo butto lì, non è che se le persone usano un motore di ricerca così, è carino ed è simpatico. Dietro il business della ricerca, del search, ci sono centinaia di miliardi all'anno di investimenti e di cose, quindi è un valore gigantesco. Ok, nessuno usa Bing, perché di default si usa cosa? Questa cosa ha già fatto perché? Perché Bing è stato il primo strumento di search che ha integrato ChatGPT, e quindi questa cosa cambia in questo modo il nostro modo di interagire con una ricerca. Vado su Google, cerco delle cose, mi dà delle risposte che sono dei link che io posso cliccare e che mi permettono di valutare se l'informazione che mi viene data è coerente, interessante, eccetera, e c'è una gerarchia che mi porta al fatto che se io sono sopra vinco e guadagno più visitatori, se le persone mi vengono a visitare vedranno i miei banner, verranno i miei servizi. Quindi il meccanismo è: Google guadagna, il motore di ricerca guadagna un sacco di soldi per fare in modo che questa posizione venga elevata o venga resa più visibile. Questo è come guadagna Google. Io investo perché una volta che le persone cliccano e vengono da me, vengono a casa mia, io cerco comunque di inventarmi qualcosa per vendergli qualcosa o proporgli qualcosa. Vi è chiaro il concetto, ok? Cosa cambia? Che invece che fare questo, Bing mi risponde, mi dà la risposta delle cose che io andrei a cercare fuori. Quindi succedono un po' di cose. Primo, mi sta dando una risposta. Mi sta dicendo, tipo l'oracolo, che questa cosa è quella. Una volta l'oracolo in questo momento potrebbe essere Wikipedia, voglio dire, come concetto del più autorevole, sebbene con tutti i difetti del mondo abbia. Però il primo link, di solito per qualunque cosa che cercate, è Wikipedia, no? Clicco e vado su Wikipedia a vedere questa cosa. Ecco, diventa che non hai più bisogno di andare su Wikipedia. Il problema è che mentre Wikipedia, come dire, nei limiti dei suoi limiti ti dà un'informazione che è controllata, verificata, eccetera, ChatGPT ci dice delle robe che potrebbero essere totalmente false. Però noi le prendiamo non solo come risultato assoluto e non più come una voce del coro, ma per di più rimango a casa del motore di ricerca.
Quindi tutto il business rimane a casa di quelli che comunque ti stanno dando la risposta. Capite che questa cosa sta stravolgendo una serie di meccanismi? Ma ovviamente tutto questo poi si integra all'interno dei pacchetti di Office, quindi Excel, Word. Non so quanto siete bravi voi a integrare, non so, ho una tabella fatta su Excel, vorrei importarla in modo dinamico all'interno di Word, spero che qualcuno di voi gli venga il mal di testa solo a pensarla, una roba del genere. Ecco, glielo dite, prendi quella tabella da quel file e me lo fai dinamicamente all'interno di Word dopo quel titoletto che mi fai in bold. E allora capite che questa cosa stravolge il come noi utilizziamo gli strumenti, ok? Questa cosa è il business. Da lì 2 tra l'altro, è una tecnologia che è stata tra le prime che però ha prodotto delle immagini. Volutamente, anche se è una provocazione, ho mostrato le pagine Instagram di queste realtà. Non si va su Instagram per usare Dalì e gli altri, però diciamo che di solito è l'elemento per vedere le immagini. In realtà vi accorgerete che, sebbene siano molto importanti, queste aziende hanno delle pagine Instagram dove non c'è quasi niente e dove ci sono pochissimi followers. Perché? Perché chi lavora con l'intelligenza artificiale non usa i social, non usa Instagram, non usa niente, però immagini, tanto per. Quelle sono delle immagini fatte con Dalì. Una delle realtà più interessanti in termini di case history, non interessanti in termini di risultato, lo trovate in edicola in questo mese, che è Vogue Italia, che ha fatto la copertina e un articolo interno usando, a mio vedere, una delle dimostrazioni più stupide dell'uso dell'intelligenza artificiale e anche meno gradevoli, però hanno preso da lì, hanno creato degli sfondi e poi hanno lavorato sulle immagini di una modella e hanno integrato i 2 elementi. Questa è la storia che è stata salvata della cosa di Vogue, con il messaggio del direttore che diceva che era molto contenta. Nel nostro team abbiamo fatto una battuta un po' cattiva dicendo solo lui è contento. Però ditemi se questa cosa non potevamo farla con Photoshop senza sforzo. Comunque la dimostrazione come concetto che un prodotto del genere è finito sulla copertina di Vogue come articolo di Vogue. Okay? C'è poi la storia, se volete andarla a cercare, di come l'hanno fatta, eccetera. In realtà sono riusciti addirittura ad avere uno scenografo per... Dice, vabbè, almeno potevano risparmiare quello, no? Visto che gli scenari li fai con l'intelligenza artificiale. No, durante il set c'era uno scenografo che diceva alla modella: sai, qui visto che c'è qualcosa lì, allora mettiti così, perché poi lì c'è una pera gigante. E non potevano chiamare mio zio a dire fai finta di fare la pera, cioè proprio era gratis lo zio, però fa niente. Però solo per dirvi che a volte si usano le cose, come dire, all'1% delle loro potenzialità. Il più famoso in assoluto è Stable Diffusion. Stable Diffusion è non solo un sistema per fare immagini, ma specialmente è una piattaforma open source, quindi di base il suo utilizzo è gratuito, che però poi viene proposta in tante salse. Quando vi dicevo ci sono 100.000 strumenti che nascono di intelligenza artificiale, in realtà usano Stable Diffusion come base, che quindi usa la tecnologia di andare a cercare le immagini, fare questa cosa, darvi il risultato, usare una serie di tool che poi vi mostrerò, però che di fatto poi vengono alimentate con dei dataset diversi e con delle interfacce diverse. Stable Diffusion ha la sua versione, queste sono delle immagini fatte con Stable Diffusion, sempre la pagina Instagram, poi vi faccio vedere delle altre cose. Addirittura Stable Diffusion e Dalì hanno un plugin
che potete importare direttamente in Photoshop, e quindi vedete che lì sopra c'è Stable Diffusion e da lì e altre cose, quindi vi permette di fare quello che poi possiamo immaginarci da qui a un semestre al massimo verrà integrato all'interno di tutti i software di Adobe, che è la possibilità di accedere. Chiaramente Adobe che cosa farà? Ci metterà il suo, che vedremo tra qualche secondo, però l'idea di all'interno di un software con cui noi manipoliamo, modifichiamo e alteriamo o creiamo le nostre immagini, ci sarà l'accesso diretto all'intelligenza artificiale che mi permetterà, non so, come in quel caso, nel caso di Vogue, è ok, ho una foto, l'ho fatta in uno shooting, l'ho scontornata, poi mi fai un fondo con i fenicotteri, e lui ti va a creare un'immagine con i fenicotteri usando l'intelligenza artificiale. Questo è un po' il processo che possiamo aspettarci da qui a poco, che è già in realtà con un plugin di questo tipo, ma ok? Quindi fate il caso che Stable Diffusion ha nella sua versione, poi lo vediamo, più usata è quella sul web, che è sostanzialmente gratuita, poi fa delle versioni che invece si possono utilizzare sempre sul web oppure scaricare, che hanno delle caratteristiche diverse, delle potenzialità diverse, un'interfaccia diversa, e a quel punto hanno dei pagamenti. Poi vi faccio vedere un po' di costi, di quanto costa produrre immagini di questo tipo. Arriviamo all'ultimo arrivato, che è Adobe Firefly. È al momento in beta su invito, però è un invito che se lo chiedete, come dire, magari passate 10 giorni, una settimana, poi vi dovrebbe arrivare l'invito. Chiaramente tendenzialmente controlleranno se avete una licenza, probabilmente vi arriva prima che non sono l'utente Pippo, magari è, però in teoria anche se non avete una licenza prima o poi vi arriva, ok? Però 2 giorni, quando l'hai fatto? Ah, ok, quindi probabilmente hanno liberato un po'. Diciamo che è uscita un paio di mesi fa. Come? Vedi? Ma lei ha una strada preferenziale, eh? No, però va a macchia di leopardo, effettivamente. Io l'ho fatto insieme alle 2 persone del mio team, una l'ha ricevuta subito, io ci ho messo 10 giorni, l'altra ce ne ha messo 20, quindi, però è probabilmente in arrivo. Ci mette, ok. Che cosa fanno? Allora, il lato interessante di Adobe è che loro stanno facendo una strada loro, nel senso che comunque, ripeto, il dataset in questo momento stanno usando solo le immagini di Adobe Stock. Questa cosa gli permette in prospettiva di creare dei meccanismi di riconoscere dei valori agli autori. Mi fa molto ridere questa cosa qui, perché a parole diciamo che il marketing sta lavorando bene, cioè sta dicendo noi non rubiamo le immagini, noi rubiamo le immagini di quelli che comunque fanno parte del nostro stock, ma prima o poi, visto che sappiamo quali sono, potremmo riconoscergli qualcosa. Allora vi faccio un esempio: se un'immagine generata vale 0,2 dollari, 2 decimi di dollaro, e quell'immagine che noi produciamo potrebbe essere composta da seed, semi di 1000 immagini diverse, capito quanti soldi arrivate alla fine del mese? Ok, quindi è un buon modo ipotetico di creare un meccanismo, probabilmente è un meccanismo che fa più scena che non concretezza. È come dire, sono un musicista indipendente, metto la mia musica su Spotify, quanto guadagno? 0,007 euro per ogni stream. Ok, quindi il concetto è che 1000 persone mi ascoltano e non ho bevuto ancora un caffè. Quindi il concetto è che avete 10 milioni di persone che vi ascoltano, nessuno guadagna con Spotify, a meno che non hai dei numeri pazzeschi. Però qui è peggio, ok? Vi faccio vedere un piccolo video che è un pochino la presentazione, ma probabilmente l'avete visto. Ha un'ottima interfaccia, forse la migliore di tutti, ha un sacco di cose che va a prendere in realtà da altre piattaforme tipo Stable Diffusion di sicuro, ha il fatto che sicuramente si integrerà a tutti i software di Adobe, quindi chiaramente diventa sempre più comodo, cioè, quindi ha un sacco di vantaggi. Ha un problema: le immagini non è che siano un granché. Quindi il vero problema su cui voglio farvi riflettere
è questo. Quindi fa cose, crescerà anche lui, va bene, però diciamo che magari nella vostra testa, nella testa di tutti, c'è l'idea, vabbè, ma Adobe è così grande che in realtà si può mangiare tutti. C'è un pezzo di storia, e non so chi di voi l'ha vissuta, però sappiate che, tolgo l'audio che tanto... Nel 2008 hanno sviluppato un paio di aziendine sconosciute, dei softwareini, uno si chiamava Sketch, il secondo si chiamava Figma, sono usciti uno a distanza dell'anno, uno un anno dall'altro, che hanno proposto un modo per fare grafica, design per il web, quindi pensate ai banner, i bottoni, queste cose qui, in modo molto più moderno rispetto ai vari Illustrator, eccetera. Ok? Hanno fatto questi giochini. Nel 2008 era credibile che potesse esserci bisogno di uno strumento nuovo per fare qualcosa che stava diventando molto grande, disegnare app, disegnare siti, cose di questo tipo. Cioè, chiedevate a un bambino di 10 anni vi poteva dire evidentemente sì, no? Adobe non ha fatto niente. Adobe non ha fatto niente, nel frattempo tutti quelli che facevano quel mestiere, che diventavano sempre di più, hanno cominciato a usare Sketch. Grande limite di Sketch era lavorare solo su Mac. Poi è arrivato Figma. Figma lavorava sia su Mac che su Windows, ok? Nel frattempo Figma è diventato più grandino. 3 anni dopo, Adobe ha cominciato a lavorare sulla beta di un software che faceva esattamente la stessa cosa. 3 anni dopo, e Adobe è leader al mondo nella grafica per fare cose. Se ne sono accorti 3 anni dopo, ok? Hanno tirato fuori un software che si chiamava Adobe XD, che io scherzando dicevo, ok, questa roba da bambini prima o poi cresceranno. E avevo l'idea che prima o poi potevano crescere, perché Adobe bastava che ci investisse. Ci mettiamo 1000 sviluppatori in più e tanto chi se ne frega lo facciamo. Non l'hanno fatto. Adobe XD ha avuto questo mercato, Figma ha avuto questo mercato, Sketch ok. Cosa è successo l'anno scorso? Che Adobe ha comprato Figma. 20 miliardi. Allora, viene da pensare che forse i giganti a volte non si accorgono, magari non sono pronti, magari per motivi politici non vogliono fare delle cose. Quindi è un po', se qualcuno di voi, come dire, al settore fotografico si ricorda la Kodak, possiamo capire quanto erano grandi e quanto sono diventati niente. Quindi non è detto che Adobe Firefly vincerà per il solo fatto che va all'interno dell'ecosistema di Adobe, perché la domanda da porsi è: ma siamo sicuri che il sistema di Adobe sarà il sistema che tra 3 anni, 5 anni useremo? Io personalmente ho quasi smesso di usare i prodotti di Adobe, sinceramente. Ce li ho, li uso, li compro, li pago, però ne uso il 10% rispetto a pochi anni fa. Perché vi dico questo? Perché qui entro e adesso voi dovete accettare che le persone che vi danno informazioni sono esseri umani, hanno un pensiero, hanno un'analisi, e io ce l'ho. Non sono, come dire, politically correct, però dico una cosa, che il mondo è fatto di un sacco di sistemi che fanno immagini, e poi ce n'è uno, che è quello che, ma proprio, cioè noi per religione abbiamo detto, in questo momento nessun altro sistema mi permette di ottenere quello che ci interessa, che non è immagine ad effetto speciale, con grandi cose, con quello che vogliamo, semplicemente sono le immagini migliori. E questa cosa la fa questo sistema che si chiama Midjourney. È il più piccolino di tutti, ha un lato che mi piace molto, e che condividiamo all'interno della nostra piccola società, che sono indipendenti, sono quelli che sono i ragazzacci che fanno le cose per i cavoli loro, nessuno li ha comprati, nessuno gli ha dato fondi, sì, sono dei fondi che sono stati dati, però non fanno parte del grande business e fanno le cose più belle in assoluto in termini di potenzialità. Quindi io quello che vi mostrerò oggi è tutto fatto con Midjourney, a parte alcune tecniche che richiedono altri software, però vi dimostrerò che l'evoluzione dei software in realtà vi farà capire che non è detto che gli effetti speciali che in questo momento vengono fatti da alcune piattaforme non potranno essere integrate all'interno di altri software. La mia visione, prendetela come una opinione, chiaramente è: ci sarà un qualcosa per fare delle immagini e ci sarà un qualcosa per elaborare le immagini, e non è detto che siano lo stesso strumento. Vi parlo molto velocemente di business model delle piattaforme. Qui è Stability AI che sta a capo di
Stable Diffusion, che fa un sacco di software, come vi ho detto. Il loro business, essendo di base Stable Diffusion open source, quindi gratuito, tendenzialmente non guadagnano sul fatto che le persone lo usano. Poi hanno delle piattaforme che invece, come Midjourney, come Dall-E, vi faccio vedere i costi adesso, vengono pagati, ma specialmente loro guadagnano facendo consulenza e lavorando in termini di creazione di database giganteschi sull'intelligenza artificiale per le aziende. Quindi io che sono Coca-Cola, che non a caso poi ho usato per fare quel video lì, posso decidere di mettere tutto, come vi dicevo, il sapere di Coca-Cola dentro una versione di Stable Diffusion che viene erogata solo all'interno di Coca-Cola, e questa cosa crea dei meccanismi, cioè la cultura aziendale, le immagini aziendali, il mood aziendale, tutte le cose che riguardano e che io posso manipolare per creare nuove immagini e nuova comunicazione. Questa cosa farà esplodere tutto il meccanismo delle agenzie di pubblicità, perché se io sono come dire Coca-Cola, probabilmente avrò gli strumenti per creare la mia comunicazione, le mie immagini, le mie cose basate su un sapere visuale, creativo, di linguaggio, di terminologia che forse sarà interna. Questa cosa ci si dovrà fare riflettere in prospettiva, almeno per le grandi aziende. Stable Diffusion, come vi dicevo, si accede nella sua versione più semplice attraverso il web, e quindi è il modello di diffusione latente, che è quello che è principale. È nato da un gruppo di Monaco, che è residente a Monaco, ha ottenuto nel 2022 un 101 milioni di dollari di round di investimento e sta crescendo, ha una valutazione in potenziale di $1 miliardo. Quindi è un'azienda che in teoria ha un oggetto che in partenza è gratuito e che ha un valore di $1 miliardo, quindi potete immaginare che girano un po' di soldi dietro questa cosa, ok? Da lì, che è OpenAI, vi ho detto ormai 49% di Microsoft, eccetera, che cosa fa? Ci chiede sostanzialmente, per lavorarci, appena ci entriamo ce ne dà alcuni gratuiti, poi vogliamo lavorarci, ci chiede a botte di $15 per 115 immagini, quindi a spanne 10 centesimi di dollari a immagine. Voi potete prendere il minimo a $15, se fate un'immagine al mese e vi dura 14 anni, se ne fate 100 al minuto vi costa più soldi, ok? Quindi questo è il meccanismo con cui in questo momento da lì si fa pagare. No, è quella che tu ingrandisci, l'upscale è quella che ti... Dopo vi faccio vedere, però le 4 immagini sono la preview, quando io poi clicco e dico mi ingrandisci questa qui, quella è il valore che io ti sto... Vuoi elaborare quella? Se tu hai 4, ne fai altre 4, ne fai altre 4, quello non ha un costo, ha un costo quando tu fai perché qual è la cosa che costa in questo momento a loro? È il lavoro della GPU. La GPU è la memoria grafica, la potenza grafica delle macchine, ed è quello che c'è dietro il calcolo che permette di fare questa cosa. Quindi tendenzialmente questo è l'oggetto. Midjourney lavora invece con una logica mensile. La logica mensile porta al fatto, ed è per quello che viene usato molto poco, specialmente da chi è smanettone, perché dice costa soldi. Sì, costa soldi, costa il modello base $10 al mese, che possiamo pagare una volta al mese, e che sostanzialmente mi permette di avere circa, se non sbaglio, 200 ore di GPU che calcolano le immagini. Per darvi un'idea, potreste generare centinaia di immagini sostanzialmente con quel tipo di investimento. Esiste una versione gratuita che quando è venuto fuori il Papa piuttosto che Trump, che erano state fatte con le versioni gratuite, le hanno bloccato per un po' di tempo, adesso l'hanno ripreso. Sappiate che però tutte queste piattaforme sono usate da così tante persone che la versione gratis rischiate che dovete aspettare tantissimo per avere un'immagine, a volte non funziona, a volte si blocca. Quindi il mio consiglio è, se volete cominciare a capire un pochino se le cose funzionano,
per una settimana non mangiate la brioche e spendete, fate 10 euro di investimento. A quel punto il sistema funziona in modo molto più efficiente e molto più interessante. Un qualcosa di interessante che è legato all'uso delle immagini, e io devo andare veloce ovviamente, cioè per capirci ho ancora 100 slide solo di queste e poi dovremmo passare alla parte pratica, quindi vi sto dando un po' di semini, poi se magari avete bisogno di domande magari mentre mangiamo le possiamo fare, però il concetto è uso delle immagini. Cosa me ne faccio delle immagini? Quando produco un'immagine, di chi è la proprietà di quell'immagine? A prescindere dal fatto che c'è la discussione del, visto che quell'immagine è generata da immagini che magari qualcuno potrebbe rivendicare i suoi diritti eccetera, e che vi ho già detto non le vinceranno nessuna di quelle cose lì, perché non ci sono pezzi di immagine che vengono messi dentro un'immagine generata, ma solo annusate, e non esiste, chiedetelo a un avvocato esperto di diritto d'autore, ti dirà che non è possibile tutelare lo stile, non è possibile tutelare la sensazione che assomiglia a qualcosa, non è tutelabile, no? È tutelabile l'oggetto. Prendo un pezzo di un'immagine, quello è un furto. Prendo lo stile di Avedon, capisco che dal punto di vista, come dire, personale, da creativo, può essere una cosa fastidiosa, però di fatto è una cosa che non è imputabile. Poi Getty vorrà fare causa, lo farà, però credo difficile che potrà vincere. Stable Diffusion dice: Stable Diffusion non rivendica alcun diritto sulle immagini generate, concede liberamente agli utenti i diritti di utilizzo di qualsiasi immagine generata dal modello, a condizione che i contenuti dell'immagine non sia illegale o dannosa per le persone. Ci sono un po' di filtri, alcuni filtri su quasi tutte le piattaforme impediscono di fare delle cose a scopo violento, a scopo pornografico, a scopo negativo. Cioè non potete generare un'immagine dell'uomo ucciso con un coltello che è morto in un bagno di sangue, per capirci. Poi potete dire uomo sdraiato in un lago rosso e l'avete fatto voi. Un coltello. No, coltello te lo bloccano, però con un legno inserito all'interno del petto. Capite che ce la giriamo come vogliamo, quindi non è difficile. In base alla politica e termini sui contenuti, sei proprietario delle immagini che crei con da lì, incluso il diritto di ristampare, vendere, commercializzare, indipendentemente dal fatto che un'immagine sia stata generata tramite un credito gratuito o a pagamento. Ok? Questo riguarda da lì. Midjourney dice: in base alla licenza di qui sopra tu possiedi tutti i beni che crei con i servizi nella misura possibile ai sensi della legge vigente, che ciò esclude l'upscaling delle immagini di altri, la cui immagini rimangono di proprietà dei creatori degli originali degli asset. Qui c'è una cosa, ve la lancio lì, sappiatelo. Queste piattaforme sono tendenzialmente pubbliche. Quindi in moltissimi casi, il caso di Midjourney in particolare, io in teoria posso generare le immagini senza farle vedere a nessuno, sì, però in realtà ogni generatore, ogni creatore di immagini ha una sua pagina sul web, nell'area, nello spazio di Midjourney, dove ci sono tutte le immagini che ha generato. Quindi in realtà, in teoria, io potrei andare a cercare, se conosco il nome di un creativo che si chiama Pippo, e sulla piattaforma di Midjourney è conosciuto come Pippo, io potrei cercare Pippo e trovare le sue immagini. Questa è una cosa. Esiste la possibilità di poterlo bloccare, sì, con la licenza, lo vedremo, più ampia, che è quella Pro, non mi ricordo come si chiama, l'ultima, che costa $60 al mese. Quello permette di bloccarle in termini di privacy. Detto questo, però, il sito di Midjourney non funziona per niente nel search, quindi riuscite a trovare qualcuno e qualcosa non ci riuscite. Quindi in realtà di fatto è molto difficile che qualcuno possa accedere alle vostre immagini. Però sappiate che esiste questa cosa, ok? Però io posso prendere un'immagine, però non posso fare l'upscale, non posso ingrandirla, perché quella cosa è di proprietà del colui che le ha generate, ok? Vado veloce, dovete avere approfondimenti, magari vediamo di parlarne. Firefly, cosa dice?
In questo momento la versione beta di Firefly, qualunque risorsa generata da Firefly non può essere utilizzata per scopi commerciali. Condivideremo i dettagli sull'uso delle risorse generate da Firefly una volta che verrà commercializzato e ufficialmente rilasciato. Quindi che cosa vuol dire? Che tutte le immagini che fate con Firefly vengono prima di tutto c'è un disegnino in basso a sinistra con il login e con le cose, ma quelle immagini le fate vedere al vostro gatto, ma non potete usarle per scopo commerciale al momento. Chissà cosa succederà dopo. Quindi una delle cose che vi consiglio è, prima di cominciare a lavorare tanto su Firefly, che magari vi dà una serie di indicazioni, cercate di capire che cosa vi conviene fare, perché è una piattaforma che in questo momento non si sa che cosa farà, ok? Lavoriamo in pratica, facciamo un po' di pratica, un quarto d'ora, e poi passiamo alla fase 2. Il primo punto fondamentale che abbiamo citato più di una volta è come faccio a dire a una macchina di fare delle cose attraverso un prompt. Il prompt è un testo breve, conciso, con delle regole, e in questo caso da qui in avanti io vi sto mostrando il processo quasi esclusivamente su Midjourney, ma che di fatto è sostanzialmente analogo su tutti gli altri. Fare un prompt è sostanzialmente uguale, ad esclusione di piccole trattini piuttosto che dettagli che magari dovete vedere, perché in certi casi ci sono dei bottoni per aggiungere delle cose, dei preset. Nel caso di Midjourney c'è il lato dello scrivere, ok? Il primo punto fondamentale è quello del ok, voglio creare una descrizione. Quindi voglio un gatto vestito da astronauta che gioca con una palla. Chissà perché voglio farlo, glielo dico e lui me lo fa. Chiaramente non ho un parametro per dirgli come è fatto quel gatto, non gli sto chiedendo se è un gatto che sembra la fotografia di un gatto, la pittura di un gatto, un acquerello di un gatto, se quella palla è rossa, quindi voglio avere più dettagli, devo scriverli, perché sennò la macchina me lo interpreta a modo suo, magari mi fa un risultato che mi piace, ma magari vado avanti 2 anni prima di trovare quello che mi piace, ok? Quindi il dettaglio è importante. Una volta dopo quello che è l'immagine, il contenuto di partenza, potrei usare un'immagine, quello verde, che è, prendi come riferimento questa immagine. Quindi io ho un'immagine che ho visto, gli dico parti da questa, quindi lui che cosa fa? Analizza quell'immagine e ne trae una serie, non è che vi fa la copia di quell'immagine, però trae una serie di informazioni partendo da quell'immagine. Poi vi farò vedere che ci sono degli altri strumenti per lavorare in modo diverso attraverso questo. Il secondo è il text prompt, che è quello che io vi sto scrivendo. Il terzo sono i parametri. Adesso vi faccio vedere che cosa sono i parametri, però sono dei dettagli. Voglio che lo fai ad alta qualità, voglio che lo fai seguendo al massimo delle caratteristiche rispetto a, voglio che me lo fai quadrata o rettangolare e orizzontale. Tutte queste cose sono dei parametri, ok? Quindi io prima, se ho bisogno, gli do un'informazione di immagine di base, non è detto, quasi mai in realtà si usa quello, no? C'è una descrizione, la descrizione dovete imparare, è questo che vi dicevo della semiotica, del pensiero, che cosa volete dire, perché lo dovete dire, lo dovete scrivere proprio, ok? E questa cosa chiaramente magari non siete abituati in modo emozionale a dire qualcosa, visivo, ma magari non state pensando ragazza con finestra dietro le spalle nera fatta così con un vestito corto di lino verde, capite? Questa roba qui magari non vi viene in mente di farlo. Vogliamo, visto che gran parte di voi siete fotografi, non voglio un quadro, non voglio una pittura, voglio una fotografia. E allora di che cosa è composta una fotografia? Beh, di strumenti. Allora, se voi iniziate a dire gatto vestito da astronauta che gioca con la palla, e cominciate a dire è stato fatto con una Nikon F3, è stato fatto con un obiettivo grandangolare, ho usato un 18 mm, ho usato una pellicola Trix, ho usato una cosa di questo tipo, ho usato una luce, un bank da destra fatto a sinistra. Lui capisce, ma capisce un'altra cosa, che stiamo parlando di una fotografia. E quindi lui renderà quell'immagine molto più fotografica, totalmente fotografica, perché io gli sto dando gli ingredienti per fare la foto. Lo capisco che sia un po' una banalità, sembra, però vi assicuro che se scrivete Nikon o scrivete Hasselblad cambia. Quindi è interessante, perché in questo momento, quando qualcuno mi dice ok,
Devo spendere $10 per... Ok, un Hasselblad quanto vi costa? 10 obiettivi, voglio uno Zeiss Distagon 40 mm, quanto costa usato? Capite che questa cosa è interessante? Perché voi potete adattare questa cosa al vostro. È meglio in inglese? Sì, però Midjourney consiglia fortemente che sia in inglese, vi consiglio di farlo in inglese, però sappiate che lo zio Luca che è qua non capisce niente di inglese, però fa i prompt in inglese. Come lo faccio? Uso ChatGPT, uso Google Translate, ho un'estensione bellissima, mi costa credo €1,50 al mese, dove faccio copia 2 volte e mi entra il traduttore in automatico che mi permette di fare le cose, fighissimo. Però voglio dire, andate su Google Translate e lo fate. Ok? Quindi potete farlo, fate il prompt in italiano, lo mettete in inglese, lo mettete in inglese, lui è più contento. Alcuni non lo accettano. Adobe non accetta altro che l'inglese, quindi comunque ChatGPT li parlate in veneto e vi capisce, cioè proprio non ha nessun tipo di problema. Quindi davvero è incredibile, ma è incredibile, guardate, cioè, poi vi racconterò che noi stiamo facendo una rivista, poi vi dico cosa facciamo, e abbiamo deciso che per la prima volta nella nostra vita lo faremo non solo in italiano, lo faremo in inglese, ma lì ho la mia socia che può verificarlo, eccetera, ma visto che io ho un passato e una mezza vita in Brasile, l'ho tradotto in portoghese, che non è l'inglese, non è l'italiano, è il portoghese, e me l'ha tradotto al 90%. Quindi avrò qualcuno che mi guarderà per non dire stupidaggini, ma sostanzialmente questa cosa vi apre un orizzonte pazzesco dal punto di vista qualitativo. Io uso ChatGPT per fare una cosa. Quando ci sono le notizie, ne leggo tante, alcune di queste gli dico, senti, mi fai un sommario in italiano di questa notizia che è pubblicata qui, me lo fai in italiano e poi mi metti il link che caso mi serva? E lui me lo fa. Poi devo approfondire, clicco e vado ad approfondire. Sni. Sì, sì. E al tempo stesso però, fino a 10 giorni fa, se tu gli chiedevi questa cosa, te lo faceva. Poi ha cominciato a dire che visto che adesso nei settaggi della versione nuova che hanno rilasciato puoi fare quella cosa lì, adesso non lo sta facendo. Ti dice mi dispiace, non riesco a farlo, ma se voi andate su Bing e glielo chiedete ve lo fa. Quindi è sempre già GPT 4 ed è gratuito su Bing e questa cosa ve lo fa. Quindi ci sono dei segreti che non possiamo sapere. Se tu fai su Bing, gli dici mi leggi questo articolo pubblicato al tale link, mi fai un sommario e mi dici se c'è qualcosa di interessante, te lo fa. Quindi sono d'accordo sul lato del 2021, eppure questa cosa la fa. La faceva anche ChatGPT 4, io ho l'abbonamento a ChatGPT 4, lo faceva, da quando hanno dichiarato adesso lo possiamo fare non lo sta facendo più, quindi non so, secondo me si sono messi d'accordo con Microsoft adesso per un mesetto ce lo facciamo solo dall'altra parte, però se andate su Bing lo fa, ve lo assicuro. Quando generate un'immagine, quello che stavamo dicendo prima, lui ci fa una preview. Questa è l'interfaccia poi lo possiamo vedere in pratica, però questa è l'interfaccia di Midjourney, ma sono quasi tutti fatti esattamente allo stesso modo. Voi dite, ragazza cappuccetto rosso, piove, è nella foresta, ok? E lui ti genera queste 4 immagini, che sono più o meno, in questo caso è una variante, quindi sono quasi tutte uguali, ma potrebbero essere anche distinguibili parecchio. E sotto ci sono 4 pulsantini con la U e 4 pulsantini con la V. Che cosa significa? U vuol dire upscale, quindi mi piace la foto 1 è orologio, 1, 2, 3, 4, ok? Mi ingrandisci la 4 e lui nell'immagine successiva ci aprirà e ci ingrandirà l'immagine 4. V vuol dire variami, fammi delle variazioni. Quindi mi prendi la 4 e mi fai delle variazioni sulla 4. E lui fa altre 4 versioni preview della versione che io ho scelto. Il tondino lì dei coso, ok, non mi piace niente, rifammelo. Usa lo stesso prompt, però fammene altre 4.
Vi è chiaro come base, come concetto? Molto facile. Scrivo il prompt, lui pensa qualche secondo, mi fa vedere quell'effettino che pian piano mi fa vedere le immagini, mi dà 4 versioni possibili, mi dà la possibilità di sceglierne una per ingrandirla, mi dà la possibilità di variare con 4 altre soluzioni, quelle che è. Ok? Vuol dire che nessuna delle 4 vince. Allora, la variazione è, ce n'è una che mi convince, però proviamo a vederla leggermente diversa. Quindi lui parte da quella che è più o meno quello che mi piace. Upscale 1. Se io faccio upscale 1 vuol dire che ho scelto 1 vuol dire mi piace quella, fammela grande, ok? Ingrandiscimela. Viceversa, prosegui ad analizzarmi la... V1 vuol dire non è male la 1, mi fai vedere delle variazioni su quella, quindi le fa leggermente. Queste 4 vedete che sono quasi tutte uguali? Quella è una variazione di sicuro, perché sono troppo simili quelle 4, no? Non capita mai che ci siano 4 versioni iniziali così, poi vi faccio vedere altre, 100.000, no? Però quella vuol dire che è già una variazione, quindi mi piaceva quella lì, me ne fai 4 versioni. Se voi la guardate, a parte che ci sono i numeri, quindi non lo vedete, probabilmente sarà le labbra leggermente diverse, le gocce d'acqua leggermente diverse, potreste fare 2000 variazioni su quella roba lì, fino a quando magari dite, oppure potete dirgli, sulla base di questa qui, però mi fai delle leggere modifiche, poi lo vediamo. Quindi così va a istinto, vede quella roba e te ne fa 4 simili. Se voglio vi farò vedere, poi dice sì, però fammela con meno pioggia, ok? Allora a quel punto lui può lavorare su quella versione, però ti fa meno pioggia. E allora via via si può andare a calibrare per ottenere la cosa più vicina a quella che ci può interessare. Setting. I setting che si trovano su Midjourney, semplicemente, poi ve lo volevo far vedere una cosa che non vi ho detto. Una delle cose che non viene molto amata di Midjourney è il fatto che non si accede a Midjourney attraverso il web, quasi tutti accedono attraverso il web, ma attraverso una piattaforma che si chiama Discord. Ve la faccio vedere dopo pranzo nella pratica. Praticamente è una specie di chat tipo WhatsApp, per capirci, dove si scrivono dei comandi e si dialogano e si possono creare degli ambienti un po' come i gruppi di WhatsApp, dove io posso avere in uno spazio 3 persone che lavorano insieme, per capirci, possono lavorare su quel server e lavorare solo loro, oppure su un server pubblico come quello di Midjourney, dove tutti possono parlare insieme, fare insieme. Poi ve lo faccio vedere. Però la grande differenza tra Midjourney e gli altri è che Midjourney lavora con questa piattaforma che si chiama Discord. Quindi pensate a WhatsApp, scaricate questo WhatsApp, vi iscrivete al canale o vi create un canale vostro, dentro lì invitate il Midjourney a lavorare lì dentro. Si chiama tecnicamente bot. Prendete il signor Midjourney e lo mettete dentro il vostro gruppo. Poi ve lo faccio vedere in modo un pochino più chiaro. Però funziona così. Quando io lavoro su Discord, basta che io sulla chat scrivo / qualcosa, lui va a prendere alcune indicazioni che mi interessano per poter lavorare. È come se fosse un comando di macchina, per capirsi. Se io faccio / e dico setting, lui mi va nei setting di Midjourney. I setting di Midjourney ve li faccio vedere, ce ne sono di più, ve li faccio vedere a step, che sono questi. La prima cosa che mi dice è qual è la versione di Midjourney che ti interessa. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1 che è quella attuale. Raw Mode è una versione che ha una caratteristica di rispettare di più le indicazioni del prompt, anche quella è molto nuova. L'hanno appena inserita e sostanzialmente se voi non mettete questo potete cliccarlo e diventa verde quello che avete scelto nel settaggio iniziale. Ok? Se voi avete quella di default è questa, Midjourney verso 5.1 Raw Mode. Se io tolgo questo Raw Mode magari per un'immagine, lui si sente un po' più libero di interpretare quello che io ho scritto. Se io lascio Raw Mode cerca di essere il più preciso possibile rispetto alla mia descrizione. Quando è meglio uno o l'altro dipende, magari fate delle prove e vedete per il tipo di immagine cosa vi cambia. Però queste cose sono relative alle versioni. Cosa me ne faccio di queste versioni? Vi faccio vedere, questa è la versione 3 che era uscita tipo 8 mesi fa, 9 mesi fa, è carina, con un sacco di difetti,
Poverina, lei ha degli orzaioli incredibili, è strabica, ha un occhio diverso dall'altro, ha i capelli che non si capisce bene dove iniziano e dove finiscono, sono un po'... Cioè, va bene, sì, è carina, però... Ok. Questa è la versione 4, dove lei, poverina, faccia un po' la faccia da scema, però il concetto è, però vedete la differenza, guardate la differenza qualitativa, è abbastanza pittorica dal punto di vista del risultato, perché Midjourney è sempre un pelino pittorico dal punto di vista dell'impatto. Questa è uscita 5 mesi fa, quindi sono passati 3 mesi, 4 mesi da quella a questa. Questa è la versione 5. È lo stesso prompt, identico, e... ok, sono passati 9 mesi. Stanno lavorando sull'alfa della versione 6, che dovrebbe arrivare a fine giugno. Capite qual è la velocità? Quindi quando qualcuno dice sì, va bene, uno dei grandi difetti dell'intelligenza artificiale, per esempio, erano le mani. Le mani le faceva da schifo, continua a farle da schifo, però vi assicuro che dalla versione 4 alla versione 5 ogni tanto c'è un ditino che si perde. La versione 3 faceva delle robe che sembravano degli alberi, per capire, era una delle cose più difficili. Però rimanere ancorati all'idea, no, ma le immagini fanno schifo, no, guardate le immagini con le mani che fanno adesso e sono quasi perfette, quasi, ok? Secondo settaggio. Esiste questa Ninja version che è sempre nei settaggi, che sostanzialmente mi permette di decidere che non è un'immagine normale, ma è un'immagine un po' da manga, per capirci. Se io voglio generare delle immagini un po' manga come effetto, uso questa versione che è Ninja, conviene ovviamente la versione 5 rispetto alla versione 4, per darvi un'idea dell'impatto potrebbero essere delle cose di questo tipo. Quindi io uso Ninja e faccio come si chiamano le fatine, le wings, piuttosto che cose di questo tipo, no? Lei lavora così. Vado sotto e ci sono gli stili. Gli stili, anche questo, in questo momento a voi non conviene usare dei settaggi diversi, per ora imparate a usarlo così perché è come dire, per ora va bene così. Vi tiene uno style medio, potrebbe essere basso rispetto ad alto, vi permette di esagerare sullo stile di Midjourney rispetto a uno stile invece lontano da. Vi faccio vedere degli esempi. Qui c'è lo stesso prompt, dove questo è lo stile più low, più povero, diciamo. Vedete che in questo caso questa sembra un manichino, per capirci. Questa è un pochino con un'espressione un pochino più curata e la luce che è migliorata leggermente. Qui stiamo andando su un livello che è nettamente superiore. Il mio consiglio in questo momento è tenete il settaggio medio, a meno che non vogliate enfatizzare tantissimo la resa fotografica al top, eccetera, potete farlo. Questa cosa sappiate che però la potete, qui c'è l'ingrandimento di questa cosa, vi lo fa vedere più nel dettaglio, qui andando nel dettaglio, siamo ancora qui con un pochino è ancora un pochino manichino, questo dipende dal tipo di immagine, dal come scrivo il prompt, eccetera, poi vi farò vedere delle immagini che invece sono molto più realistiche, però capite l'abisso che c'è tra una cosa e l'altra, il valutare di più o di meno dipende da quello che volete ottenere, ok? Scusa? No. L'ultima parte dei parametri riguarda, vedete, public mode. Se non avete l'abbonamento più costoso non potete disattivarlo. Fast mode, anche questo fa parte la priorità. Io prima ti faccio le immagini velocemente. Midjourney ha la possibilità di lavorare con immagini che io sviluppo molto velocemente o più lente. Di solito ci sono degli abbonamenti che ti permettono di avere n ore veloci e n ore lente. A seconda di quello che dovete fare potete usare prima uno poi l'altro o decidere di fin quando ho le ore veloci vai su quelle veloci. Però potrebbe capitare che tu sei lì a divertirsi durante il fine settimana e anche se ci mette un minuto in più chi se ne frega, e invece dei momenti in cui hai bisogno di renderle più velocemente. Remix mode molto interessante perché vi permette di default
di, quando fate le varianti, di poter inserire di default senza ripetere il prompt, quindi senza ripartire da zero, di dire sì, però fammi delle modifiche, modificami questo, eccetera. Quindi è uno strumento che permette di andare a trovare la strada giusta più velocemente e in modo più diretto. So che dobbiamo andare, ho ancora 2 minuti, riesco? La parte finale sono i parametri. I parametri sono la parte più complessa perché vi permettono di usare, i parametri si usano attraverso nel prompt, mettete queste 2 lineette e poi vi permettono di fare n cose. Tra queste cose vi ne segnalo un paio che sono no. No vuol dire, vi fa un'immagine di una città americana perché gliel'avete chiesto e vi fa un sacco di persone e voi dite no people, non voglio le persone. Quindi fa una modifica sul prompt oppure direttamente glielo dite voglio una città di New York senza persone, trattino no people. Questo è il modo per dirgli delle indicazioni negative. Alcune sono il SID, altra molto interessante perché una volta che avete trovato un'immagine che vi interessa, con quello stile voi potete andare a copiare il SID che andate a trovare nelle informazioni per dire me le fai tutte più o meno simili, più o meno, perché magari voglio raccontare una storia e voglio raccontarlo tutto con uno stile molto simile tra di loro. Questa cosa mi permette di fare il SID. Ho finito. Un'altra cosa carina è il tile. Il tile vi permette di prendere una cosa e di fare una mattonella che riprende a pattern qualcosa. Questo è Brasile e questa è un'altra di Brasile. Prende delle cose, se le inventa e vi crea, pensatelo per un tessuto, pensatelo per un'etichetta, pensatelo per un poster, questa cosa è in un secondo ve le fa tutte quelle che volete.